Dal Nicola De Simone di Siracusa al Trastevere Stadium di Roma, secondo appuntamento con il campionato di Serie D. È tempo di tuffarci nel girone G, dove gli Amaranto di Marco Bernardini ospitano il Guidonia Montecelio di David D'Antoni. Amici di Vivo Azzurro TV, buon pomeriggio, io sono Adriano Berruti e qui al mio fianco ho il piacere di avere il commissario tecnico della rappresentativa LND, Giuliano Giannichedda. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Giuliano, anche agganciandoci a quello che è il tuo ruolo con la rappresentativa, è impossibile non parlare della linea verde di questo Trastevere, la squadra più giovane di tutta la categoria, prima per distacco nella classifica giovani di valore. 3 ragazzi erano presenti anche al primo dei due raduni, quello dedicato al centro-sud. C'era anche Emanuele Mastrangelo del Guidonia Montecelio, peraltro piccolo spoiler, 2 di loro inizieranno la partita da titolare. Ne approfitto insomma per una tua opinione su quelli che sono i giocatori a disposizione, come sono andati questi 2 raduni. I raduni sono andati benissimo, noi dobbiamo ringraziare le società come il Trastevere che puntano sui giovani, valorizzano i giovani e poi noi li andiamo a vedere, gli relazioniamo e nei nostri raduni poi cerchiamo di metterli in mostra, perché sappiamo che il compito nostro è quello di far vedere a tutti gli addetti ai lavori, soprattutto ai professionisti, che in Serie D giocano giovani molto interessanti. Il Trastevere è una di quelle squadre che ne valorizza di più di tutti, infatti come hai detto bene tu è prima nella classifica dei giovani di valore, tra l'altro dei giovani molto interessanti. I 2 raduni, ripeto, sono andati molto bene, abbiamo fatto centro-nord, abbiamo fatto centro-sud, hanno partecipato tutti e la cosa sempre che mi fa piacere dire è che a livello di accrediti è pieno di addetti ai lavori di tutte le squadre, dalle Serie A alla Serie B, per cui significa che il lavoro fatto è un ottimo lavoro e che di giocatori interessanti, giovani interessanti ce ne sono. Sì, tornando a focalizzarci su quella che è la partita di oggi, seppur con le dovute proporzioni, un rendimento simile da parte delle 2 squadre che hanno approcciato molto bene il campionato per poi avere una piccola flessione in una seconda parte. 2 punti nelle ultime 6 per il Trastevere, 10 punti nelle ultime 9 per il Guidonia, che aveva ottenuto il doppio dei punti nella prima parte di campionato. Entrambe andranno alla ricerca del primo successo del 2025. Che partita dobbiamo aspettarci? E proprio per questi numeri la partita è molto interessante, perché è chiaro con obiettivi diversi, perché il Guidonia è una rosa molto importante e chiaramente punta ai primi posti a vincere il campionato. Per quanto riguarda il Trastevere invece è partita benissimo, punta molto sui giovani, l'abbiamo detto, però ultimamente i risultati non sono arrivati, almeno quelli sperati, per cui sarà interessante vedere l'approccio proprio delle 2 squadre, perché con obiettivi diversi però hanno bisogno di punti entrambe le squadre. Circa 10 minuti al calcio d'inizio, noi ci prendiamo una piccola pausa, poi ci ritroviamo con le formazioni ufficiali ed i primi 45 minuti di Trastevere Guidonia Montecelio. È proprio il telecronista e poi per anni ho fatto altro, in realtà la mia vita ha preso altre direzioni, poi ho ritrovato questa strada, cioè, ho sempre avuto questa cosa proprio del raccontare in diretta, no, no, mi piace, ho sempre avuto uno spirito un po' giornalistico da questo punto di vista. Beh, ci vuole passione sicuramente, poi la parte più difficile è sicuramente seguire i giocatori, conoscere tutti quanti, insomma, cioè, poi magari anche le mischie, però quello poi ci si prende la mano volta per volta, diciamo, è la principale preoccupazione di Siracusa, poi fare anche la diretta da remoto, infatti poi mi hanno visto tanti highlights, insomma, per prendere un po' confidenza a livello di fisionomia, io proprio provare a parte uno e l'altro.
Torniamo in diretta dal Trastevere Stadium, concentrandoci su quello che è il girone G. Andiamo a dare un'occhiata dunque alla classifica del raggruppamento, partendo dal Cassino che comanda con 37 punti, alle sue spalle Gelbison con 35, Paganese e Flegrea Puteolana con 33, Guidonia Montecelio a 30, Sarnese a 29, Anzio a 28, Sassari Latte Dolce a 26, a 23 il Savoia, a 22 Cinzia Albalonga e Trastevere a 21, Real Monterotondo Atletico Lodigiani a 18 il Terracina, a 17 l'Ilva Maddalena, a 16 Atletico Uri e Olbia, a 13 la Sarrà Bussogliastra. Vediamo il programma di oggi pomeriggio con la seconda giornata del girone di ritorno, con le sfide tra Atletico Lodigiani e Ilva Maddalena, Sarrà Bussogliastra, Atletico Uri, Cinzia Albalonga, Flegrea Puteolana, Olbia, Sassari Latte Dolce, Paganese Anzio, Real Monterotondo Cassino, Savoia Gelbison e Terracina Sarnese. Andiamo ora a dare un'occhiata alle due formazioni, partendo dalle scelte di David D'Antoni, il tecnico del Guidonia Montecelio, che conferma il consueto 3-5-2, tra i pali Emanuele Mastrangelo, difesa a 3 con Piroli, Cristini e Sfanò, a centrocampo da destra a sinistra Giacomo Rossi, Simone Icardi, Francesco Ardizzone, Marco Spinosa e Matteo Guerriero. Lì davanti la coppia di ex Lazio, Alessandro Rossi e Aimone Calì. A disposizione di D'Antoni con il numero 1 Guerrieri, con il 7 Maurizi, con l'11 Tuncarà, con il 14 Maccari, con il 15 Giordani, con il 18 Calzone, con il 30 Pompilio, con il 40 Chiappini, con il 75 Parisi. Passiamo dunque alle scelte di Marco Bernardini al Trastevere, ai padroni di casa che per la prima volta si schierano con la difesa a 3, forse proprio per affrontare al meglio gli avversari odierni. Tra i pali c'è Tommaso Zandri, classe 2006, che ha iniziato la stagione all'Ischia, è arrivato a sostituire Manni, ha esordito contro il Cassino, prima da titolare in casa per lui. Oggi difesa a 3 con Schettini, Giordani e Mattia, centrocampo Angelilli, Compagnone, Crescenzo e Fragnelli, lì davanti di Incoronato e Lorusso, ai lati di Gianmarco D'Alessandris, ex Real Monterotondo. In panchina a disposizione di Bernardini Pellegrino, Jacoponi, Ciucci, Conte, Ferraro, Cavallini, Calderoni, Lattanzi e Baccà. Arbitro dell'incontro che sarà il signor Emanuele Waldman della sezione di Frosinone, che ha sostituito Adis Curti di Mestre, che era stato inizialmente designato per questo match. Primo assistente Matteo Manni della sezione di Frosinone, insieme a Giovanni Di Meglio della sezione di Napoli. Stanno entrando adesso le due squadre sul terreno di gioco. Giuliano, ci aspettavamo queste scelte di formazione, forse non il cambio modulo da parte del Trastevere. No, infatti ci incuriosisce un po' vedere come andare a affrontare questa partita. È vero che è un modulo quasi speculare, no? Perché 3-5-2 che siamo abituati a vedere da D'Antoni contro un 3-4-3 che dovrebbe essere in teoria almeno in partenza per il Trastevere, per cui sarà molto curioso andare a vedere come hanno preparato i due allenatori questa partita, che vedendo la classifica, come abbiamo detto all'inizio, è importante per tutte e due. Sì, Guidonia che per tante giornate ha comandato la classifica del girone G, poi appunto un novembre, inizio dicembre con qualche risultato negativo, adesso al quinto posto, 7 punti il ritardo dal Cassino. Dall'altra parte un Trastevere che, come detto in apertura, è una squadra giovanissima, però c'è quel giocatore esperto per reparto che può aiutare i compagni. Parlo di Giordani, Crescenzo e Lorusso. Sì, un ottimo mix tra giovani e meno giovani o esperti. E vabbè, sappiamo che il Trastevere lavora molto bene sotto questo aspetto, noi ogni volta valorizza, come abbiamo detto, molti giovani, però questi giovani vengono cresciuti tra virgolette tra giocatori esperti che li fanno crescere in maniera giusta, con una cultura del lavoro molto buona. Maglia bianca per dovere d'ospitalità per il Trastevere, che cede appunto la maglia rossa al Guidonia Montecelio di David D'Antoni. I due capitani sono lì a metà campo, Piroli da una parte, Valerio Giordani dall'altra. In corso i saluti di rito prima di dare il via ai primi 45 minuti di questo Trastevere Guidonia Montecelio. Nella difesa di D'Antoni presente Marco Sfanò, per lui 100 presenze in Serie D con la maglia del Trastevere. Era peraltro titolare nell'ultima vittoria degli Amaranto contro l'allora Monterosi nel marzo del 2018. Quella partita andò in gol Lorusso
E c'era anche Crescenzo che era titolare però nel centrocampo del Monterosi. Beh, poi hai nominato 3 giocatori che in Serie D sono ottimi giocatori e secondo me potrebbero fare anche qualcosa in più, e mi riferisco soprattutto a Lo Russo, che in tutti gli anni arriva sempre in doppia cifra, ma al di là della doppia cifra è un giocatore veramente molto interessante, così come Crescenzo, che io lo dico sempre che anche per le movenze e per come gioca sembra Gundogan, perché sa fare tutto, è un giocatore molto interessante anche lui, partendo comunque un centrocampista arriva quasi sempre a sfiorare i 10 gol, per cui giocatore molto molto interessante. Squadre schierate adesso a centrocampo, piccolo istante di pausa per far spazio al minuto di silenzio e poi si inizia. Il fischio di Waldman a liberare le due squadre che vanno a disporsi nella propria metà campo prima di dare il via a questa partita. Primo possesso che sarà del Guidonia Montecelio, pronto sul pallone Aimone Calì, 8 gol per lui in questo campionato, più 1 in Coppa. Pronto a toccare il primo pallone, il numero 9 all'andata. Fu una partita molto equilibrata, il Guidonia la spuntò solo nel finale con i gol di Maurizi e dello stesso Aimone Calì, da aspettarci una partita simile. Sì, sicuramente una partita combattuta. Prima abbiamo parlato dei giocatori del Trastevere, però se andiamo a leggere la formazione del Guidonia vediamo che ci sono giocatori veramente molto forti di categoria superiore, per cui sarà dura per il Trastevere, secondo me deve alzare l'intensità, altrimenti i giocatori così forti possono metterti in difficoltà. È iniziata la gara con il lancio tentato da Ardizzone, la respinta di D'Alessandris, l'ex Real Monterotondo. Ha messo in fallo laterale, allora può andare Piroli sulla verticale per la spizzata di Calì. Rossi, seconda presenza con il Guidonia Montecelio, ha esordito nella prima gara del 2025 contro la Paganese. Match è terminato sul punteggio di 1-1 con il pareggio in extremis di Aimone Calì al quinto minuto di recupero. Qui Giacomo Rossi prova a scattare sulla destra, all'indietro ancora per Capitan Piroli. Ardizzone, ricresciuto nelle giovanili del Palermo, arrivato anche a esordire in Europa League con la maglia dei rosanero. Guerriero dalla sinistra, lo affronta Angelilli, pallone sulla verticale per Spinosa che propone il cross dentro, attenzione al controllo di Icardi, riesce ad arrivare sul pallone, non a metterlo nella disponibilità di Calì. Allora prova a ripartire il Trastevere, buono però subito l'intervento di Ardizzone, e allora sfanno cercare Calì, anticipo di testa di Giordani. Cristini può gestire subito baricentro molto alto da parte dei ragazzi di D'Antonio. Cercano di mettere subito pressione. In questo modulo che Trastevere ha cambiato, chiaramente Lo Russo e D'incoronato devono fare un gran lavoro anche dietro, perché altrimenti poi non riescono più a ripartire. Sì, vediamo quasi un 3-4-1-2 in fase di non possesso, con D'incoronato che si abbassa molto davanti ai due centrocampisti, Lo Russo che invece va ad affiancare D'Alessandris lì davanti. Sì, uno dei due, come dicevo prima, deve aiutare a centrocampo, altrimenti poi il Guidonia può prendere il sopravvento, e sappiamo che se prendi il sopravvento del centrocampo poi la partita diventa complicata, per cui uno dei due, sicuramente più D'incoronato che Lo Russo, dovrà aiutare moltissimo il centrocampo. Imposto dal basso il Trastevere, rischia qualcosa sul pressing di Spinosa, poi Cristini vince il duello con D'Alessandris, l'ex centrale del Trapani, l'anno scorso ha vinto il campionato con i siciliani. Attenzione a Lo Russo, prova a proporsi adesso il Trastevere in avanti, terzo minuto di gioco. Lo Russo arriva al limite e cerca di liberarsi con il destro, lo capisce in anticipo Ardizzone e chiude e fa ripartire Rossi. Buona la verticale per Calì, di prima Icardi, verticale, Rossi
sul filo del fuorigioco, è andato oltre l'ex attaccante della Lazio. Calcio di punizione per il Trastevere. Abbiamo visto poc'anzi che una delle armi che può usare il Trastevere è chiaramente quella di difendersi molto bene, linee compatte, e poi appena la possibilità partire in velocità, perché lo russo quando lo liberi nell'1 contro 1 contro il proprio avversario può determinare sempre, far uscire qualcosa di buono dall'azione. Piroli allargato a destra dove si è defilato Icardi, zona cross, lo mette di testa, riesce a respingere Simone Mattia, difensore centrale del Trastevere, anche lui cresciuto nella Lazio, conosce molto bene gli attaccanti che sono dall'altra parte del campo. Ben 25 presenze con Cali, 23 con Tuncarà e 45 con Rossi, con la primavera biancoceleste. Compagnone evita bene il pressing avversario, poi va in orizzontale dove attende il pallone Jacopo Fragnelli. Avanza il Trastevere, D'Alessandris si muove bene tra le linee, poi cerca uno scarico, lo trova in Lorusso, ancora Fragnelli, Mattia. Fragnelli, un po' di spazio adesso per il terzino del Trastevere che rigioca centralmente, c'è Crescenzo che fa girare dall'altra parte per Angelilli, d'incoronato, vediamo se forza l'1 contro 1 con Spanolo, tiene lì il 13, riesce poi a sporcargli la sfera solo per un attimo Spinosa. Angelilli, contrasto tra i due numeri 3, lo vince Guerriero che però concede la rimessa laterale agli Amaranto. La cosa sorprendente di Incoronato è che a livello di personalità è molto, nonostante la giovane età, quando ha la palla, appunto, quando può, punta sempre l'uomo e cerca di sfruttare le proprie caratteristiche. Questo per i giovani è molto importante, no? Giocare con personalità e non fare, tra virgolette, il solito compitino, no? Perché il giovane di solito è quello che si mette lì, deve fare il compitino. Secondo me non è così, è giusto che mettano in mostra le proprie doti. Sì, classe 2007, esordio che era arrivato già nella scorsa stagione con la maglia del Trastevere, quest'anno però è diventato un punto fermo della squadra di Bernardini, 18 presenze ed anche 2 gol contro il Cassino e la Paganese, due big poi del girone G, insomma ha dimostrato anche di saper colpire nelle partite che contano. Sì, l'abbiamo Piroli. detto, grande personalità, è giusto così, è giusto che sfrutti le proprie caratteristiche, perché se vuole poi chiaramente salire di categoria devi mettere in mostra le proprie peculiarità. E prova a ripartire Lorusso, è arrivato lo sgambetto di Ardizzone che poi va subito a scusarsi nel classe 96 del Trastevere. È arrivato puntuale il fischio di Waldman, il calcio di punizione per i padroni di casa. Quando siamo arrivati al 6° minuto di questo primo tempo, 5:32 sul cronometro, sempre 0-0. Sistema il pallone Mattia. Contro Crescenzo, seguito a uomo però da Icardi, che non vuole far giocare il numero 8 Amaranto, è costretto a verticalizzare. Mattia lavora bene in pressing la squadra di D'Antoni, di testa allora Piroli, accomoda per Giacomo Rossi, pressato da Fragnelli, deve lavorare questo pallone, sbaglia il tocco il numero 43, allora calcio d'angolo, il primo del match per il Trastevere, va a prendersi la sfera Lorusso. Palle inattive che oggi possono essere determinanti, perché almeno per questi primi minuti la partita con due squadre messe molto bene in campo sembra bloccata, per cui le palle inattive possono essere importanti sia dall'una che dall'altra parte. Va a battere, come detto, proprio Davide Lorusso, prima però Waldman ferma un attimo il gioco per richiamare Giordani e Cristini, che vogliono far valere la propria fisicità all'interno dell'area di rigore. Parte adesso Lorusso, pallone a rientrare, Mastrangelo riesce ad alzarlo oltre la traversa, ha calciato in porta Lorusso. Sì, poi ha un piede per farlo, no? Una palla calciata così forte verso la porta, qualunque minima deviazione può creare problemi al portiere. Sappiamo anche che Mastrangelo tra l'altro è stato con noi, come abbiamo detto all'inizio, è ottimo portiere, sta facendo una grandissima annata, tra l'altro una squadra che punta a vincere il campionato, per cui maggiore responsabilità, però sembra, per come gioca e per come dirige la difesa, un veterano. Sì, si è guadagnato la fiducia di D'Antoni l'anno scorso in forza alla Romana, il portiere classe 2006 non era proprio titolare, quest'anno invece ha giocato tutte le partite in campionato, non è mai uscito dal campo. Sì, però ha dimostrato chiaramente non solo perché è un giovane, ma ha dimostrato con
L'ho detto prima, con la personalità e con la voglia di migliorare, che può essere il titolare, e lo sta dimostrando. Qui piccolo brivido per la difesa del Guidonia, con il pallone che rimbalza pericolosamente all'interno dell'area di rigore di Emanuele Mastrangelo. Ha liberato poi la difesa dei Tiburtini, guadagnando un calcio di punizione con Rossi. Allora può ripartire Cristini insieme a Piroli. Lo attende in zona Crescenzo, guadagna metri Piroli, poi forza la verticale in zona Rossi. C'è anche Guerriero alle sue spalle, Rossi riesce a controllare di petto nonostante il disturbo di Angelilli. Ancora Rossi. Ardizzone non filtra la verticale del 24, chiude bene Crescenzo, ma ancora Guidoni in possesso con Cristini. Piroli. Rossi. Vediamo se prova a puntare Crescenzo, ci pensa per un attimo il 43, poi desiste e torna indietro. Piroli per Cristini. Si defila a sinistra Spinosa, Cristini prende metri, arriva sulla tre quarti, allarga adesso per Spinosa. Sfanò. Si è passato Ardizzone, coprire la posizione lasciata vuota da Cristini. Ad aprire il 24 Angelilli, bene in anticipo su Guerriero. Ancora Ardizzone a recuperare il pallone in mezzo al campo. Prova una conclusione, ma c'era un fallo visto in precedenza da Waldman. Irregolarità probabilmente da parte di Guerriero. Entriamo nel 10° minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 al Trastevere Stadium tra gli Amaranto ed il Guidonia Montecelio. Qui viene restituito il pallone al Guidonia, allora Cristini può impostare all'interno della propria tre quarti. Piroli guadagna ancora qualche metro Piroli, poi allarga Guerriero, chiede l'1-2 a Rossi, non lo chiude però l'attaccante in maglia 29, quindi il tocco errato di Marco Sfanò, la rimessa laterale per il Trastevere. Se andiamo a vedere un po' di situazioni tattiche, come abbiamo detto all'inizio, quando in non possesso il Trastevere da 3-4-3 passa a 3-5-2, perché di Incoronato viene a fare proprio la mezzala. Qui Compagnone davanti la difesa, le due mezzali sono Crescenzo e di Incoronato, poi nello sviluppo invece 3-4-3. Cercato ancora Rossi con la verticale, gran lettura di Giordani e poi con calma olimpica lascia passare questo pallone dalle parti di Zandri, che lo blocca e riparte proprio dal suo capitano. Giordani. 1-2, possesso stretto qui del Trastevere, che si prende un rischio ma libera molto bene con Crescenzo, che va in verticale. D'Alessandris prende il tempo a Cristini, prova a mettere dentro per lo Russo, in anticipo Piroli e libera l'area, poi ancora di Incoronato a riproporre. Spinosa lotta con Angelilli, alla meglio l'esterno del Trastevere, poi leggera trattenuta di Spinosa giudicata regolare. Fragnelli, Compagnone, Giordani prova a verticalizzare, grande aggancio di Crescenzo al limite in palleggio, prova ad andare via ad Ardizzone. Ancora Crescenzo, spalle alla porta, con il tacco cerca, trova ad Alessandris, che poi non passa però nel dribbling su Icardi. Libera ancora la tre quarti il Guidonia, Fragnelli a riproporre. Lo Russo. Evita molto bene Rossi con una magia, poi subentra Piroli che sporca il possesso del numero 11. Compagnone all'indietro, attenzione qui al duello tra Giordani e Rossi, se la cava il centrale del Trastevere, qui piccolo rischio corso da Compagnone con questo scarico all'indietro. Sì, ma molto bene il Trastevere nella riaggressione, ogni volta che perde palla riaggredisce subito mettendo pressione sui giocatori del Guidonia, che non riesce a sfruttare la propria caratura tecnica, e quello è importante per il Trastevere, mantenere questa aggressività per tutta la partita. Cristini, qui rimpallo sullo Russo, poi Crescenzo sulla palla vagante, D'Alessandris col tacco per far correre di Incoronato, circondato da maglie rosse il 2007, però passa di Incoronato in area di rigore, di Incoronato e Mastrangelo si distende alla sua destra, proprio due dei tuoi ragazzi protagonisti. Quello dicevo, mi fa piacere perché abbiamo visto veramente delle doti importanti in Incoronato, che quando parte in velocità ha una buonissima tecnica, tra l'altro in velocità, e anche Mastrangelo però ha dimostrato grandi riflessi, perché andare giù con quella velocità è stato veramente molto bravo, per cui due giovani dei quali abbiamo parlato prima, che hanno fatto una bellissima azione entrambi. Si sembrava chiuso lì di Incoronato, poi quello stop and go al limite dell'area ha mandato a vuoto praticamente tutta la difesa del Guidonia. Ma anche, abbiamo detto, grande accelerazione, grande tecnica, ma la personalità, perché poi un altro giocatore poteva fermarsi, tornare indietro, invece lui, visto l'occasione, ha puntato verso la porta. Rossi cerca il cross dentro, si è mosso Aimone Calì alle spalle di Paolo Schettini.
copre bene la profondità Tommaso Zandri, che poi riparte da Angelilli. Compagnone, va lui stavolta al lancio lungo, Lo Russo si allaccia con Piroli, regolare l'intervento dell'attaccante del Trastevere, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, non credo che ci sia riuscito, forse sì, dovrebbe aver evitato la rimessa dal fondo, si riprenderà dalle mani di Piroli con Rossi che lascia la battuta della rimessa al suo capitano. Accorcia Fragnelli su Giacomo Rossi, prova a disturbare subito il possesso del Guidonia del Trastevere. Piroli con le mani a cercare Rossi, anticipato di testa da Mattia, d'incoronato, prova a prendere posizione per un attimo, palleggia Spinosa, poi Compagnone. Spinosa subentra anticipando a Giordani, allarga per Alessandro Rossi, può correre adesso il Guidonia, Rossi con il cambio di gioco Angelilli, gran lettura per anticipare Calì. D'incoronato, Angelilli riesce a congelare il possesso, poi arriva però Spinosa a togliergli il pallone, allora Sfano sulla verticale, pallone scomodo, vediamo se ci arriva Guerriero, pallone che non è uscito, si può giocare, Angelilli. Schettini, anche il dribbling su Guerriero, poi lancio in verticale, Ardizzone correndo all'indietro, riesce a mandare a vuoto da Alessandris. Sfano, altro lancio, altra verticale, Giordani a vincere ancora una volta il duello aereo con Calì. D'Alessandris con il tacco prova a controllare, andare via Cristini. Ottima la giocata del gigante del Guidonia Montecelio che va a mettere in fallo laterale. 3 giocatori di spessore fisico del Guidonia contro 3 giocatori molto rapidi del Trastevere. Il duello secondo me è molto interessante, no? Perché sono diverse le caratteristiche fisiche e devono stare attenti i giocatori del Guidonia, perché i 3 attaccanti del Trastevere quando ripartono sono molto veloci. D'altro canto invece, dall'altra parte, stanno servendo un po' Calì e Rossi con queste palle un po' troppo alte. Secondo me sarebbe bene ogni tanto andare anche un po' più con la palla rasoterra per far modo che possano collaborare i 2 attaccanti che hanno dimestichezza tecnica anche loro. Sì, sta mancando forse un uomo che faccia un po' un raccordo tra il centrocampo e le 2 punte lì davanti per la squadra di D'Antoni. Sì, perché vengono serviti sempre queste palle alte, che palle alte poi dai difensori con 3 difensori dall'altro del Trastevere, perché oggi gioca 3 che sono abili nel gioco aereo, è chiaro che diventa difficile per i 2 attaccanti e manca quel giocatore che può dare quella palla filtrante per Calì e Rossi. Sì, anche perché spesso si defilano molto, sia Spinosa che Icardi, le 2 mezzali vanno ad attaccare spesso la corsia esterna e manca qualcuno che si muova tra le linee lì sulla 3/4. Piroli, avanza palla a terra Piroli, incontro Rossi, anzi Ardizzone che riesce a rigiocare, adesso Ardizzone, prova il cross con il destro, pallone dentro per Calì, all'improvviso l'occasione del Guidonia, il cross di Ardizzone, il colpo di testa di Aimoni Calì che sorvola la traversa di Zandri. Sappiamo delle abilità balistiche di Calì, sia di testa che di piede, un giocatore che controlla molto bene anche il pallone quando ha la palla addosso, per cui un giocatore molto molto pericoloso, l'abbiamo visto, appena imbeccato in maniera buona dai compagni riesce sempre a creare pericolo. Sì, qui in un fazzoletto, gran torsione dell'attaccante del Guidonia Montecelio. Solo spavento però per Zandri che può andare con la rimessa dal fondo. 17esimo del primo tempo al Trastevere Stadium, sempre 0-0. Zandri, rilancio lungo, Icardi di testa in mezzo al campo, anticipa Crescenzo, c'è Schettini però sulla palla vagante, Angelilli a memoria in profondità, Sfano in controllo, protegge l'uscita di Mastrangelo. Cristini, Piroli, avanza Giacomo Rossi e si allarga ancora Icardi, come a voler liberare la corsia per il 43 ogni volta. Sì, provano sia a liberare la corsia, ma anche allargando le 2 mezzali provano ad aprire un corridoio centrale per le 2 punte, perché abbiamo detto che si muovono bene e sanno giocare molto bene anche tra di loro. Però è chiaro che il Trastevere si chiude bene, riesce a chiudere quelle linee di passaggio e lasciando la corsia laterale, solamente la corsia laterale a Guidonia. Altro cross dalla destra, sponda di Calì per Icardi che però deve uscire dall'area di rigore per lavorare questo pallone, lo appoggia bene ancora per Rossi, Piroli mette il cross, pallone e non prende la traiettoria desiderata, respinta dalla difesa del Trastevere. Ancora Piroli, Lo Russo a tamponarlo alle spalle, fallo
del numero 11 del Trastevere. Punizione per il Guidonia, e qui può far spiovere un pallone pericoloso all'interno dell'area di rigore del Trastevere. Andiamo a rivedere il dribbling tentato dal capitano rossoblu e il fallo alle sue spalle di Lorusso, arrivato con un pizzico di ritardo il numero 11 Amaranto. Abbiamo detto prima però che sia Lorusso che D'incoronato devono fare un grande lavoro anche di ripiego, perché il Guidonia quando avanza porta tanti giocatori in avanti e tutti quanti quelli del Trastevere devono partecipare anche alla fase difensiva. Sì, anche se qui insomma non è riuscito a prendere il pallone, però è importante anche l'atteggiamento da parte del miglior marcatore stagionale nella squadra di Marco Bernardini. 11 gol, anche 3 assist per il classe 96. Pronto Spinosa sul pallone, rimane il solo guerriero della Guidonia Montegelio a proteggere un'eventuale ripartenza del Trastevere. Spinosa, cross sul secondo palo dove però non ci sono compagni, pallone che si perde in fallo laterale. Occasioni da non sprecare, ve l'abbiamo detto prima, non ha situazione di partita dove tra virgolette è abbastanza bloccata, perché ripeto, merito di tutte e due le squadre che stanno con grande aggressività cercando di impedire le azioni offensive. Le palle inattive diventano fondamentali e quando poi possono tutti calciare molto bene, no? E non vanno sprecate secondo me. Sì, è mancato forse un uomo che attaccava il secondo palo, si sono schiacciati tutti i difensori compresi verso il primo, e probabilmente era lì che doveva essere indirizzato il calcio di punizione di Spinosa. Ma è chiaro che ha provato a calciare forte, perché come ho detto prima una palla calciata forte basta una piccola deviazione che può mettere in crisi sia i difensori che il portiere, però poi la palla è andata sul secondo palo e i suoi compagni avevano attaccato tutto il primo e l'azione è svanita. Piroli, Cristini, cerchio di centrocampo, ad impostare il numero 5, chiede movimento incontro, poi appoggia sulla sinistra per Sfanò. Ancora Cristini, Piroli, si muove in mezzo, stavolta Giacomo Rossi, libera la corsia per Icardi, affrontato da Fragnelli. Icardi poi si appoggia, Piroli, è lui che prova il cross, rimpallato dalla schiena di Crescenzo, deve ripartire da dietro il Guidonia. Cristini, a disturbarlo Lorusso, Cristini non rischia, appoggia all'indietro, Mastrangelo, Piroli, nuovamente centrale per Andrea Cristini. Spinosa prova a sviluppare a sinistra, stavolta il Guidonia Montecelio. Spinosa in verticale per Rossi, controllo non perfetto del 29 che riesce però ad appoggiare all'indietro per Piroli. Giacomo Rossi, vediamo se punta Fragnelli, le finte di Rossi, va sul destro Mattia, bravo a coprire le spalle del compagno, a respingere il cross del 43. Comincia il Guidonia a mettere un po' di pressione al Trastevere, perché questo giro palla sempre da destra a sinistra o da sinistra a destra, è chiaro che i giocatori del Trastevere devono percorrere metri e rischiano poi di chiaramente lasciare qualche varco, e sappiamo che poi i giocatori del Guidonia hanno le abilità per inserirsi in quei varchi lì. Recupera bene ancora Mattia, se non andiamo errati, con la collaborazione di Fragnelli. Il rilancio del numero 2 che finisce direttamente sull'out. Ardizzone ha ricevuto da Cristini. Si muove Spinosa, Ardizzone sceglie Piroli sul centro-destra. Un po' di spazio, accorcia a destra su di lui Crescenzo. Piroli allarga. Giacomo Rossi. Vediamo se punta Fragnelli, ancora le finte di Rossi che però rimane lì sulla sua posizione. Adesso prova a prendere il fondo, mette il cross. Fragnelli non glielo concede, ma c'è comunque calcio d'angolo per il Guidonia Montecelio. Primo tiro dalla bandierina per i rossoblu di David D'Antoni. Quando siamo al 22esimo del primo tempo, ci avviciniamo al giro di boa di questa prima frazione, sempre sul punteggio di 0-0. Parlando di giocatori, di singoli, ci si aspetta sempre molto dai Icardi, no? È quello che per caratura tecnica e anche di personalità in queste partite dovrebbe fare qualcosa in più. È vero che adesso in mezzo al campo è bloccato perché il Trastevere, come abbiamo detto, chiude bene le linee di passaggio, però è lui che deve cercare di fare qualcosa di più, perché il Guidonia ha bisogno di giocatori importanti come lui. Qui a terra sia Piroli che Sfanò all'interno dell'area di rigore del Trastevere. Dice che è tutto ok, però Waldman, e allora può andare con il possesso la squadra Amaranto. Angelilli centrale, Compagnone lucido ad appoggiare il pallone all'indietro. Peschettini sul pressing di Calì. Mattia, arriva anche Rossi a disturbare
l'ex compagno di Primavera. Riesce a liberare però Mattia, quindi D'Alessandris anticipa Ardizzone, poi Crescenzo allarga bene per Lorusso, sovrappone da quella parte Fragnelli. Lorusso, Fragnelli va sul lato corto, servito adesso forse con un attimo di ritardo, può comunque proporre il cross dentro per D'incoronato. Anticipato da Spanò, D'Alessandris prova a rimetterla dentro, Icardi libera l'area. Angelilli, Mattia, dribbling al limite e poi va a franare involontariamente addosso ad Ardizzone. Calcio di punizione per il Guidonia, ancora pericoloso per il Trastevere. Sì, grandissima palla di Fragnelli, mi sembra, che tra l'altro è un altro giocatore che conosciamo benissimo. Però attenti i difensori del Guidonia, perché il cross era stato effettuato molto bene, sono stati, ripeto, molto attenti i difensori a liberare. Sì, perfetta qui la diagonale di Marco Spanò, che è andato ad anticipare D'Incorunato, già pregustava il colpo di testa, la posizione era avvicinata nella classe 2007. Che però era lì sempre, per cui sempre molto pericoloso e sempre attento al gioco, perché è importante partecipare sia quando uno ha la palla, ma soprattutto quando uno l'ha, perché il calcio è dinamico e devi sempre muoverti in qualunque situazione. Ardizzone lavora all'interno della propria area di rigore sul pressing di Crescenzo, se la cava bene il 24 e passa a destra con Piroli. Centralmente Icardi, eccolo lì sulla tre quarti il 16. Allora Spinosa dentro per Calì, suggerimento interessante di Spinosa, pallone troppo profondo, ottima l'uscita di Zandri. Me l'abbiamo detto, se Icardi in questo caso riesce a stare in quella zona di rifinitura e poi servire subito gli attaccanti, il Guidonia è molto pericoloso, perché sia Rossi che Calì, messi in condizione di far male, hanno le abilità per farlo. Sì, forse per la prima volta ha concesso un po' di spazio lì sulla tre quarti il Trastevere. Sì, abbiamo detto, no? È chiaro che ogni volta fare destra-sinistra, sinistra-destra diventa faticoso per i giocatori, perché devono coprire tutto il campo e se non riescono chiaramente lì si possono aprire dei varchi e può essere pericoloso. Mattia, lancio lungo per Lorusso, che ringrazia il compagno per il tentativo, pallone troppo esterno del numero 4, rimessa laterale per il Guidonia Montecelio, 25esimo in corso al Trastevere Stadium, sempre 0-0. Occasione migliore per il Guidonia con quel colpo di testa di Aimone Calì, ha sfiorato la traversa sul cross di Rossi. Compagnone a respingere questo pallone in mezzo al campo, poi l'ultimo tocco è di Icardi e quindi rimessa laterale per il Trastevere. Può andare a sinistra con Fragnelli. Si muove Crescenzo, anche Compagnone per proporre una linea di passaggio. Incontro anche D'Alessandris adesso, cercato il numero 9. Buona la sponda per Crescenzo, che può andare. Icardi lo tampona irregolarmente. Altro fischio di Waldman, calcio di punizione per gli Amaranti. Grande lavoro anche di D'Alessandris, che deve venire sempre incontro a giocare, a pulire gergo calcistico questi palloni e far ripartire sia i centrocampisti oppure Lorusso e D'Incorunato. È un giocatore molto intelligente, poi tra l'altro rapido, buona tecnica, anche un ottimo giocatore per il Trastevere. Si deve sfruttare i movimenti tra le linee, anche perché fisicamente può soffrire il mismatch fisico con il centrale del Guidonia. Sì, anche perché tutte e tre i centrali del Guidonia a livello di struttura lo sovrazzano, ma lui è un giocatore intelligente e rapido, per cui è vero che può soffrire fisicamente a livello di struttura, però a livello di rapidità è lui che può mettere in difficoltà i difensori del Guidonia. E disimpegno un po' in affanno, anche se c'era tempo e spazio per gestire meglio questo pallone. Concessa la rimessa laterale al Trastevere, qui dal tocco di Alessandro Rossi. Allora Angelilli dalla destra viene incontro Compagnone, con il petto riaccomoda dalle parti di Angelilli, che cerca D'Incorunato. Sfanò interviene bene sul 2007. Angelilli ora a toccare, altro colpo di testa di Sfanò nuovamente sui piedi di Angelilli, che evita il ritorno di Spinosa. Lavora questo pallone il numero 3. Angelilli, Giordani, Schettini. Quindi Angelilli di prima, D'Incorunato è partito alle spalle di Guerriero. Pallone irraggiungibile però per il pur veloce classe 2007 Amarante. Sì, è una giocata provata in allenamento, no? Il fatto di palla giocata all'indietro e palla in profondità, poi tra l'altro con giocatori veloci come quelli del Trastevere, secondo me è una giocata che ci può stare. Sì, lo spazio si era creato lì alle spalle della linea del Guidonia. Sì. Poi pallone leggermente impreciso, sfumata questa potenziale occasione per gli Amaranto.
il lavoro difensivo di Lorusso, che concede un calcio d'angolo onestamente evitabile. Sarebbe stata meglio la rimessa laterale. Classica azione di difesa dell'attaccante, no? È vero che per generosità aiuta, però tante volte in quella zona di campo sono poco lucidi, e in questo caso è stata la dimostrazione proprio che è meglio se aggrediscono verso in avanti che verso dietro. Pareggiato dunque il conto dei calci d'angolo, secondo da battere per i ragazzi di D'Antoni. Va Spinosa dalla bandierina di sinistra. Spinosa, cross morbido dentro, prova a coordinarsi Calì, quindi Piroli! Stop e destro al volo, pallone che non va lontanissimo dai pali di Zandri. Si è coordinato molto bene, tra l'altro un difensore che ha nelle corde qualche gol su palla inattiva, poi tra l'altro giocatore espertissimo di categoria superiore, e come abbiamo detto le palle inattive possono essere determinanti oggi. Al Monterosi dal 2019, Piroli, oltre 150 presenze tra i professionisti per il numero 28 di D'Antoni. Attenzione qui a Giacomo Rossi, che prova a puntare Fragnelli, triplicato però Giacomo Rossi. Molto difficile pensare di passare da quella parte per il 43, recupera il Trastevere che prova a ripartire con Compagnone. Pallone che termina direttamente in fallo laterale senza deviazione. Rimessa già battuta dal Guidonia. Piroli. Cristini. 30° minuto di questo primo tempo, sempre 0-0. Ardizzone prova a lavorare sulla tre quarti, pallone dentro per Calì. Giordani correndo all'indietro riesce a respingere questo pallone, poi Angelilli completa il disimpegno. D'Alessandris di testa, che forse per la prima volta poco lucido nella gestione del pallone, il numero 9. Sì, però è una palla anche difficile, poi è chiaro che hai sempre degli uomini addosso, le palle arrivano comunque anche sporche, è difficile poi ogni volta tenerle lì, e chiaramente con difensori addosso, e abbiamo detto più volte, di una grande struttura diventa poi ancora più difficoltoso. Sì, molto bravo Sfanò a leggere la situazione lì, a non attaccare il pallone, aspettare il tocco del numero 9. Icardi ancora sulla tre quarti, riesce a servire Giacomo Rossi che rientra sul mancino, calcia forte, parata di Zandri e poi Piroli con l'inserimento pericoloso qualche istante fa, il gol dell'1-0 di Danilo Piroli. La sblocca il Guidonia Montecelio con il gol del suo capitano. Avevamo detto adesso che è un giocatore che si coordina molto bene e l'ha dimostrato, tra l'altro di sinistro, però sulla fascia destra comunque il Guidonia stava facendo molto di più, stava attaccando sempre da questa parte, con il fatto che l'inserimento di Icardi tra le linee arrivavano sempre bene qui a destra, e è chiaro che da un cross, da un tiro è arrivato il gol del Guidonia, che comunque a livello di predominio stava facendo sicuramente qualcosa in più. Sì, fondamentale la giocata di Giacomo Rossi che con il controllo va a saltare l'avversario, poi anche bravo Zandri, difficile dare colpe al portiere del Trastevere perché non era una conclusione semplice, forse respinta troppo centralmente. Ma in quel caso lì la palla è veloce, arriva, tra l'altro è rimbalzato poco prima di arrivare sulle mani, è chiaro, secondo me ha fatto un buon intervento, è chiaro che lì se riesci a deviarla verso l'esterno è meglio, però la palla era abbastanza veloce, è schizzata sul terreno e è stato anche bravo, diciamo così, a pararla, però poi sulla respinta secondo me anche i difensori devono essere più attenti lì a proteggere proprio la parata del portiere, però Piroli è stato più abile di tutti. E dunque 1-0, esattamente alla mezz'ora si è sbloccato il match del Trastevere Stadium con il gol di Danilo Piroli che qui finisce a terra dopo un presunto contrasto con Lorusso. Dice di non averlo toccato l'attaccante del Trastevere, dovrebbe essere comunque rimessa laterale per gli Amaranto, non ha segnalato alcun tipo di irregolarità Waldman. Si rialza adesso, dunque, il capitano rossoblu che sta decidendo questa partita con il gol arrivato qualche istante fa. Dopo la respinta di Zandri sul primo tiro di Giacomo Rossi, Calì prova ad agganciare questo pallone, Schettini lavora bene dopo il controllo del numero 9, viene sgambettato il numero 5, calcio di punizione per il Trastevere. Che bel gesto di fair play tra Calì e Schettini, importante sempre sottolineare questo atteggiamento da parte dei giocatori in campo, soprattutto in un momento dove il nervosismo può salire. Sì, però sono giocatori esperti, giocatori che si conoscono, una partita che
per adesso, al di là dello scontro agonistico, però è una partita corretta tra giocatori bravi che sanno poi comportarsi. Rimessa laterale per il Trastevere, possesso recuperato dai ragazzi di Marco Bernardini. Angelilli all'indietro per Mattia. Fragnelli. Ancora Mattia, bravo a riproporsi in sovrapposizione, a puntare Icardi, va sul mancino. Piroli però interviene alla grande, fallo secondo l'arbitro di Danilo Piroli. Sembrava essere arrivato in anticipo sullo russo. Sì, però lo russo ha coperto abbastanza bene, poi da lì vediamo. Forse riesce a mettere il piede davanti lo russo. Lo russo poi è esperto, è abile, no? Quando sembra che la perde invece arriva sempre con quel tocco in più per dribblarti oppure anticipare l'avversario, per cui secondo me ci poteva stare il fallo. Sì, bravo a mettersi davanti l'attaccante del Trastevere, a conquistare questo calcio di punizione. Adesso discute insieme a Compagnone sul da farsi. Si allontana il numero 10, andrà lo russo con il destro, pallone tagliato in area, colpo di testa di Schettini. E poi Crescenzo però si tiene il calcio d'angolo, evidentemente è arrivata una deviazione di un difensore del Guidonia. Tiro dalla bandierina per il Trastevere che adesso prova a spingere per provare ad insidiare il vantaggio del Guidonia. Lo russo con il destro, pallone tagliato. Giordani prova a metterci il piede. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Calia alle sue spalle. Ancora calcio d'angolo per gli Amaranto. Lo russo. Ancora Spinosa a respingere sul primo palo. Nuova chance per lo russo dal lato corto. Lo russo cerca forse una conclusione in porta con un cross molto potente. Ha provato a calciare forte verso la porta, però ha colpito la palla un po' troppo con l'esterno e la palla è andata via, anche perché c'è anche un po' di vento, se la palla non viene calciata bene va via. Però è giusto calciare in quel modo lì perché devi creare un problema, no? E solo calciando la palla forte in mezzo puoi creare un problema ai difensori. Sì, sicuramente è difficile adesso per il Trastevere gestire questa partita perché il Guidonia o anche attendere gli Amaranto sfruttando gli spazi per ripartire. 33esimo gol subito dal Trastevere in questa stagione. Certamente una squadra molto giovane, come abbiamo detto in inizio di cronaca, che però produce tanto in fase offensiva, tante volte non riesce però poi a mantenere la porta inviolata, a difendere i gol che realizza. Ma le squadre giovani hanno dalla loro questa voglia di fare, no? Di andare, di creare tutto, però è chiaro che poi l'esperienza serve a quello, no? A gestire la partita in alcuni momenti soprattutto, e quando sei troppo giovane tante volte questa gestione non ce l'hai, però ben venga, perché solo facendo così riesci poi a crescere e capire nelle letture quello che c'è da fare in partita, però è chiaro che ci sono delle volte che ciò non riesce e prendi determinati gol che potresti evitare. Ha battuto Ardizzone questo calcio di punizione, colpo di testa di Mattia a liberare l'area di rigore del Trastevere. Spinosa rimette giù sulla tre quarti in orizzontale, scodella dalle parti di Ardizzone. C'è Guerriero da ultimo, lo ignora però Ardizzone che va sulla destra da Giacomo Rossi. Decisivo in occasione del gol di Piroli. Poi attenzione qui un contrasto a palla lontana. Accenno di battibecco tra lo russo e Giacomo Rossi. Tutto ok secondo l'arbitro. Spinosa, Cristini, Piroli, lo attacca Crescenzo. Piroli deve alzare il pallone in direzione di Spinosa che controlla bene sul pressing di D'Alessandris. Sfanò, Ardizione centrale, chiama però lo scarico per Cristini. Ha più spazio per gestire questo pallone. Spinosa tra le linee, va a prenderlo Compagnone. Spinosa va a cercare Rossi, l'uscita di Schettini fallosa secondo Waldman e arriva il primo cartellino giallo del match al 37esimo minuto. Ammonizione per Paolo Schettini. Se il Guidonia riesce a trovare queste linee di passaggio, l'abbiamo visto adesso, anche Icardi era nella posizione di rifinitura, poteva essere pericoloso. Spinosa lo stesso, se loro riescono a prendere quella palla e girarsi e guardare la porta, con i movimenti degli attaccanti riescono a creare dei problemi al Trastevere. Qui
Trastevere deve essere molto brava, soprattutto in questa fase della partita, a non aprire troppo quegli spazi che dicevamo prima, soprattutto in mezzo al campo, perché il Guidonia ha giocatori talmente bravi a fare quelle cose che possono crearti dei problemi, per cui più il Trastevere riesce a fare come ha fatto nella prima parte di questo primo tempo, a tenere chiuse quelle linee, e più mette in difficoltà il Guidonia, altrimenti poi il Guidonia rischia veramente di farti male. Sistema il pallone Francesco Ardizzone, si può pensare anche ad andare in porta da quella posizione. Eh sì, poi tra l'altro ha anche i piedi per farlo, no? Sa calciare molto bene, perciò sicuramente ci starà pensando. Si sistema con molta cura infatti la barriera Tommaso Zandri. Pronto a battere Ardizzone, via libera di Waldman. Parte con il destro Ardizzone, pallone che non si abbassa dopo aver superato la barriera, rimessa dal fondo per il Trastevere. Adesso è complicato per il Trastevere perché il Guidonia sa fare queste partite, ha giocatori importanti che hanno personalità, che vogliono la palla e che sanno andare a giocare in tutte le zone del campo e hanno la qualità poi per metterti in difficoltà. Sì, anche un test per la squadra di D'Antoni che aveva iniziato la stagione con una grandissima fase difensiva, con pochissimi gol subiti, tanti clean sheet. Ora sono 9 partite consecutive che subisce gol, sicuramente è un banco di prova importante contro una squadra prolifica come il Trastevere. Sì, che poi è anomalo, no? Perché D'Antoni lo conosciamo, ha nell'equilibrio delle proprie squadre una delle caratteristiche migliori. Ha avuto delle difficoltà, però è chiaro che anche perché le altre squadre poi ti studiano, perché io dico sempre che la Serie D dei dilettanti ha solo la D, perché poi sono professionisti a tutti gli effetti, sia in mister sia che studia tutte le partite, perciò è importante adesso cercare di fare il secondo per Guidonia, però non prenderlo perché il Trastevere poi ha, come abbiamo detto, i 3 giocatori d'attacco, tutti e 3 abili, però ti possono mettere in difficoltà, perciò è un banco di prova importante per tutta la squadra di D'Antoni. Avanza alla sua posizione Marco Sfanò per battere questa rimessa laterale, va direttamente nel cuore dell'area di rigore a cercare Icardi che prolunga per Calì. C'è un fallo di Simone Icardi ai danni di Crescenzo, calcio di punizione per il Trastevere. Abbiamo detto, ogni volta che Icardi va in quella posizione crea dei problemi, perché ti crea quella superiorità, ti crea quella incertezza da parte del difensore se esco o non esco, e può liberare a quel punto uno tra Rossi e Calì. Zandri con il mancino, cercare la testa di D'Alessandris che va in anticipo su Ardizzone, c'è però Piroli prima di Lorusso. Calì lotta con Mattia, quindi Ardizzone allarga Giacomo Rossi in palleggio, riesce ad andare via Mattia. Attenzione a Rossi, ancora palla al piede sulla tre quarti, poi pallone in orizzontale per Alessandro Rossi. Spinosa, che Guerriero in appoggio può proporre il cross con il mancino, pallone dentro per Calì. Non riesce ad arrivare, leggera spinta ai danni di Mattia, giudicata regolare. Rossi a riproporre dal fondo, Zandri in equilibrio precario, bravissimo a bloccare questo pallone. Angelilli, d'incoronato. Rossi qui da questa parte sta facendo molto bene, sta creando delle preoccupazioni ai giocatori del Trastevere. Ogni volta che riescono a liberarlo poi lui è bravo, perché se può fare 1 contro 1 punta e fa 1 contro 1, altrimenti mette dentro questi cross tagliati. Qui deve stare attento il Trastevere, perché le maggiori occasioni del Guidonia sono arrivate proprio dalla fascia destra. Sì, sicuramente molto più propositivo rispetto all'altro esterno, rispetto a Guerriero. Rossi, uno dei punti fermi della squadra di D'Antoni, 19 presenze quest'anno, ben 3 gol, uno contro l'Atletico Lodigiani, doppietta contro il COS. Piroli con il pallone tra le mani, ultimi 3,5 più recupero di questo primo tempo, punteggio sempre di 1-0 per il Guidonia Montecelio. Decide il gol dello stesso Piroli, Giordani a liberare la propria tre quarti, a sventagliare il pallone dove vorrebbe arrivare d'incoronato, in anticipo Guerriero senza troppe difficoltà protegge la rimessa. Dispiace per il Trastevere perché stava facendo comunque un'ottima partita, aveva chiuso tutti i varchi al Guidonia, che sì aveva il predominio, però a livello di occasioni, tranne quel colpo di testa di Calì, non aveva avuto grandissime occasioni, e poi è arrivato il gol. Adesso la partita è cambiata e ci si aspetta sicuramente una reazione da parte dei giocatori del Trastevere. Sì, qui rimane a terra Guerriero, forse
colpito nello slancio da Incoronato, non ha segnalato nessun tipo di irregolarità. L'arbitro, si può andare con il possesso del Trastevere con Giordani. Mattia, partito Lorusso a sinistra, Mattia tarda un pochettino il lancio in verticale, riesce a sporcargli la traiettoria Icardi. Comunque possesso Trastevere, Crescenzo la mette giù sulla tre quarti, allarga un pallone scomodo qui per Angelilli. Poteva far meglio Crescenzo. Sì, aveva anche l'opportunità di andare avanti e c'era D'incoronato che aveva fatto un bel taglio e poteva essere anche una giocata importante. Però Lorusso sulla tre quarti, accorcia Giacomo Rossi, ma c'è fuori gioco l'attaccante del Trastevere. Calcio di punizione per il Guidonia. l'obiettivo del Trastevere è quello di cercare il più delle volte lo russo per far sì che possa fare l'uno contro uno, però l'abbiamo detto, i giocatori del Guidonia sono esperti soprattutto da questa parte e riescono, per adesso sono riusciti a frenarne tutta l'energia. Sì, che poi andando a studiare anche le caratteristiche dei giocatori in settimana poteva essere sicuramente una situazione pericolosa per il Guidonia, la rapidità di Lorusso e di Incoronato contro i centrali molto strutturati fisicamente di D'Antoni. Stanno riuscendo invece ad accorciare molto bene, a non fargli prendere velocità. Sì, questo è uno dei temi della partita, l'avevamo detto in apertura, che 3 giocatori brevillini e molto rapidi del Trastevere contro 3 strutturati del Guidonia, però sono giocatori importanti. Sì, qui attenzione a Guidonia in area, ti interrompo per un attimo Giuliano, era riuscito a bloccare Zandri sul colpo di testa all'indietro di Mattia. E concludendo il discorso, però è tutto bravo il Guidonia che ogni volta che perde palla riesce a tornare e farsi di non permettere ai 3 giocatori del Trastevere di farlo uno contro uno. È successo solo una volta all'inizio con lo russo, poi sono stati bravi i giocatori del Guidonia a rimettersi in posizione. Ha provato ad avventurarsi Paolo Schettini insieme a Compagnone lì sulla destra. Alla fine rimessa laterale per il Guidonia. Siamo dentro l'ultimo minuto, 40 secondi alla segnalazione dell'eventuale recupero qui al Trastevere Stadium. Sempre 1-0 per il Guidonia. Decide il gol alla mezz'ora di Danilo Piroli. Mattia aspetta un movimento di un compagno, Simone Mattia, poi va in orizzontale da Schettini, incontro Compagnone, quindi D'incoronato Guerriero, bravo ad attaccare alle spalle il 2007 del Trastevere. Sicuramente meno propositivo di Rossi, ma molto attento nella fase di non possesso anche Guerriero. Ma sicuramente, ma quando giochi a 5 o a 3-5-2 c'è sempre un esterno che va di più in fase propositiva e l'altro invece è un po' più difensore, no? In questo caso i giocatori del Guidonia lo fanno benissimo. Lorusso in orizzontale, buon pallone per Angelilli, ma arriva il duplice fischio di Waldman che non lascia terminare l'azione del Trastevere. Finisce qui dunque il primo tempo al Trastevere Stadium, 1-0 per il Guidonia. Montecelio decide il gol di Danilo Piroli. Giuliano, cosa aspettarci dalla ripresa? Ma sicuramente un Trastevere propositivo, perché abbiamo visto che è stata una partita equilibratissima, nonostante le diverse rose, la caratura delle diverse rose, però il Trastevere ha tenuto benissimo, è stato un episodio, diciamo così, il gol preso e deve reagire. Per quanto riguarda il Guidonia deve stare attento, deve cercare il secondo gol, perché abbiamo visto che nelle ultime partite ogni tanto concede qualcosa e tra l'altro i giocatori del Trastevere sono abili in attacco, cioè, secondo me c'è un secondo tempo che il Trastevere proverà a fare qualcosa di più. Sì, una piccola pausa per noi. Durante l'intervallo avremo la possibilità di sentire i due presidenti a bordo campo. Allora rimanete con noi e poi i secondi 45 minuti di Trastevere Guidonia Montecelio.
Ora senti? Intervallo di Trastevere, Guidonia, Montecelio, seconda giornata del girone di ritorno. Siamo con il presidente del Trastevere, Pierluigi Betturi. Innanzitutto buonasera presidente. Trastevere si è dimostrato una delle squadre più attive nel mercato di gennaio, tanti gli arrivi a disposizione di Marco Bernardini. Siete soddisfatti di quello che siete riusciti a fare in entrata? Il campo poi ci darà il responso sugli aggiustamenti fatti adesso a dicembre e gennaio. Mister, il Trastevere, presidente, pardon, il Trastevere è la squadra più giovane di tutta la categoria, siete primi in Italia nella classifica giovani di valore, una filosofia della vostra società che va anche oltre quello che è il premio economico. Quanto orgoglio vi dà poter vedere questi ragazzi competere alla pari contro le squadre più attrezzate della categoria? È una politica ben precisa del Trastevere, d'altro canto con tutti i costi aumentati, come bisogna assolutamente fare una politica in favore dei giovani e certamente la classifica è difficile scalarla nelle alte posizioni, tuttavia questo facciamo e faremo anche in futuro. Grazie mille presidente, la ringrazio per essere stato qui con noi. Arriva, sì, eccolo, il presidente invece del Guidonia Montecelio, Mauro Fusano. Eccoci qui presidente, buonasera, grazie di essere qui con noi ai nostri microfoni. Buonasera a tutti, buonasera. Presidente, un progetto, quello del Guidonia Montecelio, insomma, che punta in alto, una squadra molto ambiziosa, avete costruito una rosa importante quest'anno per D'Antoni. Qual è il vostro obiettivo? Ma il nostro obiettivo, diciamo che questa è una squadra nuova e ce la stiamo mettendo tutta, l'obiettivo sicuramente è quello di salire. La speranza è quella, l'obiettivo dovrebbe essere quello, vediamo, la palla è rotonda, vediamo un attimino quello che succede. Presidente, sicuramente una squadra che vi sta comunque dando molte soddisfazioni, grandi risultati. A livello di pubblico invece qual è stata la risposta della città? Siamo molto soddisfacenti, la città ha risposto bene a quello che abbiamo preparato noi cerchiamo di fare il massimo per dare questo in più a Guidonia che mancava una squadra di calcio seria, diciamo seria, e diciamo che l'obiettivo sta arrivando, con tanti sacrifici ma sta arrivando. Grazie mille Presidente per il suo tempo, in bocca al lupo per il proseguio del suo progetto con il Guidonia Montecelio. Per chiudere questa parentesi dedicata alle partite interregionali, Luigi Barbieri. A voi e a tutti i telespettatori. Sì, avvocato, stiamo vedendo insomma due squadre impegnate nel girone G, in particolare il Trastevere che gioca con tanti giovani, abbiamo detto anche insieme al presidente Betturri, della classifica giovani di valore, un progetto che diciamo voi avete intrapreso per premiare appunto l'utilizzo della Serie D, sia anche una vetrina per i migliori siete soddisfatti di questo percorso intrapreso? Ma siamo soddisfatti anche perché quest'anno abbiamo addirittura professionistici, ma perché si crea una filiera di sostenibilità per la gestione delle squadre e che dopo l'entrata in vigore della riforma dello sport, del lavoro sportivo, credo che sia una delle prerogative più importanti.
Rientriamo in diretta dal Trastevere Stadium di Roma per iniziare il secondo tempo di Trastevere Guidonia Montecelio, gara ferma sul punteggio di 1-0 per gli ospiti. Decide il gol alla mezz'ora di Danilo Piroli. Stanno arrivando adesso le due squadre in mezzo al campo. Giuliano, cosa serve al Trastevere in questi secondi 45? Cercare di aumentare un po' i giri, soprattutto ogni volta che riescono a rubare palla, perché hanno dimostrato che con grande aggressività riescono a rubare palla, però devono essere bravi poi a servire tre attaccanti, perché abbiamo detto sono tre attaccanti molto rapidi che nelle corde hanno questo 1 contro 1 e possono mettere in difficoltà sicuramente i difensori del Guidonia, però devono essere bravi che rubata palla subito in avanti per cercare questo 1 contro 1, perché sappiamo dell'esperienza dei giocatori del Guidonia che sono bravi subito a ripiegare e a tornare nelle proprie posizioni. Non ci sono cambi né da una parte né dall'altra, evidentemente soddisfatti di quanto visto nei primi 45 minuti i due allenatori. Abbiamo anche sottolineato insieme più volte l'ottima prestazione del Trastevere, soprattutto nella prima parte di primo tempo. Sì, è stata una partita equilibrata, molto equilibrata, no? Nonostante abbiamo detto la diversa caratura di rosa, però nel calcio è così, quando tutti hanno voglia, quando tutti corrono, quando tutti si sacrificano, diventa per tutte le squadre, anche più forti, diventa poi difficile averla meglio. E dall'altra parte però è stato bravo il Guidonia a crederci, a comunque in campo avere giocatori importanti che riescono a determinare, e così è stato. Icardi di testa, riproporre sulla tre quarti la sponda di petto di Rossi per Calì, agganciato alle spalle da Compagnone. Calcio di punizione per il Guidonia. Prova subito ad affacciarsi nella tre quarti offensiva nel primo minuto del secondo tempo. Tutto nato da una rimessa laterale. Fine il calcio di punizione guadagnato da Calì. Sta sistemando il pallone Ardizzone e discute sul da farsi con Piroli, Spinosa e anche Icardi. Arrivano però i tre centrali del Guidonia con ogni probabilità, insomma, pallone che cadrà all'interno dell'area del Trastevere. Sì, anche perché c'è Icardi sul pallone che ha la possibilità di mettere una gran palla al centro, e sappiamo poi delle abilità aeree dei giocatori del Guidonia, soprattutto i tre difensori centrali, ma anche i due attaccanti. Arriva il via libera di Waldman, Icardi va addirittura in porta, c'è una deviazione della barriera. E dunque primo calcio d'angolo del secondo tempo in favore del Guidonia. Terzo totale per i rossoblù di D'Antoni, 4 quelli battuti nel primo tempo dal Trastevere. Spinosa sul punto di battuta, si allontana Giacomo Rossi. Allora sarà il 23 a crossare all'interno dell'area di rigore del Trastevere, via libera di Waldman. Parte Spinosa con il destro a uscire, pallone nel cuore dell'area, a terra Sfanò. Tutto regolare però per l'arbitro. Icardi a riproporre, gran dribbling nello stretto, Icardi dal lato corto dell'area, cross sul secondo palo, Fragnelli mette fuori, poi Piroli! Ci ha riprovato il capitano del Guidonia, ancora una volta al volo Schettini. Ha deviato in calcio d'angolo. Grande azione di Icardi, ma l'avevamo detto anche più volte nel primo tempo, è quello che può cambiare marcia, no, in questo centrocampo del Guidonia, perché è un giocatore che ha sia a livello di gestione del pallone, ma anche quando va verso la porta avversaria, la possibilità di creare delle incursioni importanti, e così è stato. E poi c'è Piroli che oggi sembra che abbia il piede caldo, nonostante difensore arcigno, però ogni volta che va in aria la prende lui, perché questo è dato anche dall'esperienza. Sì, molto ispirato, si era anche reso pericoloso un paio di minuti prima del gol che sta decidendo la partita. Qui il cross dentro, lo Russo mette fuori anticipando Icardi, bravo Giacomo Rossi però ad arrivare prima di Incoronato. Guerriero a riproporre a sinistra, applaude la giocata del compagno Spinosa, imprecisa. Però la palla servita da Guerriero, allora Trastevere che prova ad andare, fallo di Ardizzone, danni di D'Alessandris. Calcio di punizione per il Trastevere che adesso può presentarsi sulla tre quarti offensiva dopo un inizio molto propositivo da parte del Guidonia. Forse non ce lo aspettavamo, un inizio così arrembante di ripresa. Ma secondo me giustamente il Guidonia non deve cullarsi del fatto che è in vantaggio, ma deve cercare di fare il secondo gol, perché l'abbiamo detto, no? Troppe volte è andato in vantaggio oppure ha avuto difficoltà e
ha preso gol, per cui secondo me sono entrati in campo convinti di andare a fare il secondo. D'altro canto però c'è il Trastevere che può mettere in difficoltà i giocatori del Guidonia se riparte. Allora abbiamo visto anche adesso, no? Azione quasi in controllo del Trastevere, grandissima transizione negativa del Guidonia, che sono tornati veramente tutti. Qui Mattia in vantaggio su Calì, su questo pallone verticale, protegge la rimessa laterale il numero 4 Amaranto. Allora può andare Fragnelli con le mani. C'è Crescenzo che si muove in appoggio, marcato alle spalle dai Cardi. Allora Fragnelli sceglie l'appoggio all'indietro per Mattia, che alza il pallone in zona in zona Angelilli, con il colpo di testa per D'Alessandris. Cristini, come dicevamo nel primo tempo, a lavorare subito sul controllo dell'attaccante del Trastevere. Sono bravi ad accorciare. Appena un giocatore del Trastevere e un attaccante va incontro, sono subito lì aggressivi. È giusto così, perché abbiamo detto più volte delle abilità tecniche e di rapidità degli attaccanti del Trastevere. Eccola qui la qualità nello stretto di Incoronato, che arriva in area, allarga Lo Russo dentro. Cristini anticipa anche Mastrangelo e poi Crescenzo si inventa il gol dell'1-1, il numero 8 del Trastevere, collo al volo, scavalcato Mastrangelo, è 1-1. Gran gol di Crescenzo, l'abbiamo detto poi all'inizio partita, che è un giocatore che sa far tutto, e un centrocampista però arriva quasi sempre in doppia cifra. C'è un giocatore veramente molto bravo, molto intelligente. Sì, ne manca uno per la quarta stagione consecutiva in doppia cifra in Serie D per Daniele Crescenzo, nono gol in campionato, secondo miglior marcatore degli Amaranto appunto dopo Lo Russo. Qui abbiamo visto quell'accelerazione palla a terra di Incoronato, poi una conclusione forse troppo timida da parte di Lo Russo, che probabilmente pensava anche all'assist per il compagno. Meraviglioso il destro di Crescenzo dal limite al volo, perfetto, si spegne all'angolino, torna in parità il punteggio al Trastevere Stadium. Però tutto è partito da Incoronato, perché come abbiamo detto è molto abile nell'1 contro 1, incursione, grande palla per Lo Russo, che secondo me lì poteva fare qualcosa in più, però poi alla fine per come è andata è andata bene così, e poi Crescenzo ha fatto un Eurogol. Sì, senza pensarci due volte, al volo ha sorpreso Mastrangelo, che era rimasto a metà strada. Tanto calcio di punizione per il Trastevere, fuori gioco di Alessandro Rossi sul lancio in verticale. Schettini alza questo pallone in zona di Incoronato, Sfanò di testa, Angelilli a riproporre, ancora Sfanò. Vediamo se Spinosa riesce a tenere questo pallone in campo, sì, ma lo concede a Compagnone, che può andare in orizzontale. Lo Russo che attacca alle spalle di Giacomo Rossi, buona la respinta di testa, Calì sponda Ardizzone. Rossi anticipato da Schettini, pallone diventa buono per Icardi, che poteva imbucare per Calì, tarda la giocata Icardi, poi sceglie il destro sballato molto lontano dai pali di Zandri. Era partito Calì, infatti si sta lamentando con il compagno. Sì, la palla, sì, però anche se è partito con un attimo di anticipo, nel momento che Icardi ancora non era in possesso, lui ha fatto già il movimento, poteva aspettare un attimino, poi ci poteva essere anche la possibilità di dargliela in profondità, però Icardi non era ancora in possesso pieno della palla, per cui secondo me un attimo doveva partire un attimo dopo Calì. Sfanò dopo il buco di Angelilli recupera palla però all'esterno del Trastevere, che manda per Incoronato. Guerriero lavora bene, Guerriero poi rischia sul contrasto di Incoronato, che lotta con grinta ma non riesce a far suo il pallone. Ardizzone, Icardi riesce a scaricare, forse fallo di Giordani, calcio di punizione per il Guidonia qui senza cattiveria, ma è arrivato in ritardo sulle caviglie dell'avversario Valerio Giordani. Punizione Guidonia già battuta da Ardizzone per Sfanò, zona cross, lo prova Sfanò, Giordani bravissimo a chiudere la diagonale, poi dovrebbe aver evitato il calcio d'angolo Schettini, ma c'era precedentemente fuori gioco di Calì all'interno dell'area di rigore sull'anticipo di Giordani. Calcio di punizione per il Trastevere. In pochi minuti è cambiata la dinamica, no? Perché era partito benissimo il Guidonia, che voleva, come abbiamo detto, voleva fare il secondo gol, invece grazie a un Eurogol di Crescenza la partita è in parità. Adesso sarà molto bello vedere come le due squadre affronteranno questa parte della partita, o di studio oppure cercheranno di avere la meglio sull'altra squadra. Il Guidonia deve fare sicuramente qualcosa in più. Guerriero vuole proteggere il passaggio di questo pallone, lo va a disturbare D'Alessandris.
Fine dovrebbe essere rimessa dal fondo per il Guidonia, sì, perché va a recuperare la sfera Mastrangelo dai pressi della bandierina. Cristini e Piroli in appoggio defilato sulla destra, servito adesso il capitano, aveva firmato il vantaggio rossoblù nel primo tempo, è arrivato il pari realizzato da Daniele Crescenzo al 6° minuto della ripresa. Molto bello il destro al volo del centrocampista Amaranto. 54esimo gol in Serie D con la maglia del Trastevere. Rimane a terra un giocatore del Guidonia, si gioca, anzi no, perché Icardi subito a mettere fuori il pallone. Sarà rimessa laterale per il Trastevere, ma prima sono da verificare le condizioni del giocatore del Guidonia Montecelio, rimasto a terra uno scontro aereo, dopo il contrasto con Giordani. Si tratta di Alessandro Rossi, adesso si è rialzato, va anche a spiegarsi con Simone Mattia. E adesso viene restituito il pallone dallo Russo. Superati i primi 10 minuti in questo secondo tempo, è cambiato il punteggio al Trastevere Stadium con il pareggio di Crescenzo. Cristini allarga male qui Cristini, errore, attenzione al Trastevere 3 contro 3. Lo Russo, D'incoronato sovrappone, Lo Russo va via, Cristini spende il fallo. E calcio di punizione e giallo inevitabile per il centrale del Guidonia Montecelio, che direi accetta volentieri questo cartellino. Beh, giusto, perché poi sappiamo che Lo Russo lì può essere letale. E tra l'altro errore, contropiede, quasi 3 contro 3, 3 contro 2 per il Trastevere. È giusto spendere un fallo e già sapeva che sarebbe stato ammonito, perché Lo Russo stava andando in porta. Sì, andava forse premiata quella sovrapposizione di Incoronato, si era mosso molto bene ancora una volta nel 2007, aveva tagliato all'interno dell'area di rigore, anche favorendo un eventuale dribbling all'interno di Lo Russo. Sì, giusto il movimento per entrambe le cose, sia per ricevere una palla in profondità, ma anche per liberare poi Lo Russo al tiro, che sappiamo che Lo Russo da lì può far male, no? Cioè, ottimo il movimento di Incoronato per dare doppia scelta a Lo Russo. Errore comunque abbastanza grossolano. Sì, un po' di sufficienza da parte di Cristini, poi è riuscito a rimediare spendendo il fallo. Lui che ha saltato una partita già per squalifica in questo campionato, assenza pesante contro il Cassino nell'ultima gara del 2024, persa 1-0 dai ragazzi di D'Antoni. Qui Lo Russo con il destro, pallone che va a centimetri dall'incrocio dei pali, anche se era in traiettoria Mastrangelo, comunque insidioso il piazzato del numero 11. Sì, molto insidioso, vabbè, calcia benissimo, sappiamo, perché giocatore che calcia benissimo, le punizioni, calcia da tutte le palle inattive, è sempre un pericolo quando c'è lui. C'è un cambio nel Trastevere, il primo di questo match, che arriva al 12° minuto della ripresa. Al posto di Jacopo Fragnelli è entrato Riccardo Jacoponi, esterno. Alto 2007, giocatore molto interessante, giocatore duttile, difensore che può fare il difensore centrale, il terzino destro, sinistro, veramente un giocatore molto interessante. E lui cresciuto a Vigor Perconti e Urbetevere, quest'anno 19 presenze già in stagione, supera oggi 1300 minuti con la maglia del Trastevere. Sì, lo sappiamo che Trastevere ha detto più volte che valorizza i giovani e Jacoponi è uno di questi. A battere Cristini, calcio di punizione, finisce dunque la partita di Fragnelli. Come giudichi la sua prestazione? È riuscito anche a proporsi più di una volta nel primo tempo, un paio di cross anche insidiosi nell'area di rigore del Guidonia. Sì, è stato bravo ad alternare buone cose difensive a delle discese importanti, e infatti dalla parte sinistra del Trastevere sono arrivati 2 o 3 palloni messi in mezzo grazie a lui, e il Trastevere è stato pericoloso, c'ho una buona prova. Spinosa controlla al limite, prova ad andare sul mancino, poi c'è da Spanoza, una cross, lo mette sul secondo palo. Jacoponi, subito sollecitato il 2007 del Trastevere, se la cava molto bene con la diagonale difensiva. Schettini non può arrivare su questo pallone, l'ultimo tocco però è di un avversario, e allora si accontenta della rimessa con le mani. Angelilli, incontro da Alessandris, si muove anche Crescenzo, incontro, riceve il numero 8 che va a cercare proprio da Alessandris Ardizzone per un attimo, poi Crescenzo dritto sulla figura di Waldman. Calcio
scusate, si riprende con il possesso del Trastevere, ovviamente non è fallo, senza cattiveria, una pallonata di Crescenzo a danni del direttore di gara. Cercava un cambio di gioco, era subito partito come al solito lo Russo lì a sinistra. Giordani, Angelilli, mette giù sulla tre quarti, prova ad andare in verticale da Alessandris. Cristini lavora bene ma lascia lì il pallone per D'incoronato, limite D'incoronato, prova a far girare il mancino e termina lontano dai pali di Mastrangelo. Peccato, perché D'Alessandris aveva lavorato benissimo questo pallone, ottimo taglio sotto di Incoronato, che voleva con questo sinistro a giro cercare il 7 dalla parte opposta, però poi palla colpita troppo sotto. Ora di gioco al Trastevere Stadium, 1-1 tra Trastevere e Guidonia Montecelio. Crescenzo ha risposto al vantaggio di Piroli. Qui ottimo l'anticipo di Compagnone, tackle per togliere la sfera dalla disponibilità di Alessandro Rossi. Lo Russo, fallo subito, lo sgambetto di Ardizzone, cercato ancora una volta all'interno del campo qui Lo Russo. Guidonia deve stare attento, perché se prova ad alzarsi troppo, poi lasciando uno contro uno dietro i tre difensori e i tre attaccanti del Trastevere diventa poi complicato. Sul pallone Lo Russo e Compagnone, i soliti due del Trastevere. Vedremo se batterà ancora una volta il numero 11. In tanti attaccano l'area di rigore, rimane il solo Jacoponi, se non andiamo errati, a protezione della metà campo. Lo Russo, pallone tagliato in area, mette fuori la difesa della Guidonia, in particolare Alessandro Rossi, senza Fronzoli spazza via la sfera in fallo laterale. Ancora possesso per il Trastevere, 61esimo in corso, doppio cambio per il Guidonia. Finisce la partita di Icardi. Entra Samuele Maurizi e poi fuori Rossi e dentro Parisi con la maglia numero 75. Doppio cambio dunque per D'Antoni. Entra Samuele Maurizi, decisivo nel match d'andata, su il gol. Ha sbloccato la gara al 78esimo minuto, prima del 2-0 definitivo messo a segno da Calì. Lo Russo, Crescenzo al limite, anche zona tiro, raddoppiato, perde il contrasto con Sfanò. Prova subito a ribaltare il campo, Rossi di testa spizza, Calì può correre. Controllo non proprio perfetto di Calì, che si defila sulla destra ma può entrare in area Calì col mancino, cross con il busto Giordani. Poi Parisi prova a proporre il cross in area, Maurizio anticipato, Ardizzone la mette giù, Spinosa va sul mancino, Spinosa, pallone dentro, deviazione di Schettini, un po' di confusione all'interno dell'area del Trastevere. Crescenzo per Lo Russo, quindi fallo di Parisi qui. Intervento forse anche ingenuo del 75, che permette al Trastevere di alleggerire la pressione. Sì, esperienza di Lo Russo, che è andato lì a coprire la palla sapendo che sarebbe arrivato il difensore a grande velocità, però questa azione poteva essere sfruttata meglio da Guidonia. Controllo sbagliato di Calì, perché con un controllo fatto bene poteva andare in porta, visto che Rossi aveva spizzato molto bene, o Maurizio, uno dei due. Sì, era arrivata proprio la palla di Rossi per far correre il compagno, che attenzione al possesso difensivo della Guidonia con Sfanò, che con un brivido riesce a tornare da Cristini sul pressing di D'Alessandris. Compagnone di testa legge bene questo pallone in verticale, poi Calì prova a metterla giù, lo disturba Jacoponi, a Cardizzone di testa, Rossi la mette giù il 29, perde però il contrasto con Compagnone. Grande prestazione, soprattutto in fase di non possesso del numero 10, sempre a disturbare le linee di passaggio del Guidonia. Sì, si sono intesi bene, sia in fase di possesso che non possesso con Crescenzo, si sono divisi bene il campo. È chiaro che poi Compagnone ha anche il piede poi per innescare appena può i tre attaccanti davanti. Spinosa, bravo a portar palla, mandando a vuoto D'incoronato e Crescenzo. Poi Ardizzone in orizzontale per Sfanò, rallenta l'azione del Guidonia, capisce tutto D'Alessandris che riconquista. Crescenzo, D'incoronato, attenzione che ha spazio il Trastevere, D'incoronato, tre quarti, pallone per D'Alessandris in area, D'Alessandris in diagonale, incrocia troppo il destro, pallone sul fondo, chance per il raddoppio del Trastevere. Tutto giusto tranne il tiro, no? È ottima. I tre davanti si trovano molto bene. Di Coronato ho visto D'Alessandris che si sfilava, è andato lui
a fare da raccordo, si è girato molto bene, palla in profondità e D'Alessandris ha sbagliato la conclusione, però l'azione è stata portata in modo ottimale. E qui piccolo problema per D'incoronato, probabilmente solo Crampi, rimasto giù dopo quell'accelerazione che aveva portato alla conclusione di Gianmarco D'Alessandris. Spazio per l'ingresso dello staff sanitario del Trastevere, capiremo se riuscirà a proseguire la sua partita D'Incoronato. Sembrano solo crampi, però adesso vediamo. È abbastanza fluida la camminata del numero 7. Il cambio arriva lo stesso però. Quindi fuori D'Incoronato è entrato il numero 16 Tommaso Ferraro, lui che aveva iniziato la stagione all'Atletico Lodigiani, classe 2003. Forse più trequartista che esterno rispetto a D'Incoronato. Sì, potrebbe anche cambiare modulo Bernardini. Un giocatore diverso, adesso vedremo se ci sarà un cambio di modulo oppure Ferraro farà lo stesso lavoro di Incoronato. Sì, anche perché poi spesso nella gestione del pallone, come abbiamo detto, veniva a giocare internamente sulla tre quarti, quindi potrebbe essere sicuramente funzionale anche l'ingresso di Ferraro in questo senso, soprattutto nel momento in cui il Guidonia potrebbe scoprirsi, lasciare maggiori spazi alla ripartenza del Trastevere. Eh sì, perché lì si trova spazio, l'abbiamo visto che ogni volta che il Trastevere riparte lì, se riesce a trovare quelle zone di campo libere, poi il Trastevere va bene in profondità. Guerriero recupera il pallone sulla tre quarti offensiva, Sfano prova a chiudere il triangolo, subentra Maurizi che controlla in area, Maurizi prova ad andare via sul fondo, pallone che supera la linea bianca e dunque rimessa dal fondo per il Trastevere quando siamo al 66esimo minuto di questo secondo tempo, punteggio sempre di 1-1. Sistema il pallone Tommaso Zandri, come detto in precedenza, seconda presenza per il classe 2006 con la maglia del Trastevere, arrivato in prestito dal Pescara, aveva iniziato la stagione all'Ischia. Rilancio lungo, cercare D'Alessandris, chiuso in un sandwich da Ardizzone e Cristini, ma c'è Angelilli sul pallone vagante, Compagnone, fallo di Ardizzone. Moduli adesso speculari al massimo, 3-4-3 contro un 3-4-3, cioè adesso sono tutti quasi duelli uno contro uno. Sistema Giordani, può avanzare di qualche metro il proprio baricentro il Trastevere, con Giordani che si lamenta anche della vicinanza di Alessandro Rossi. E adesso va a verticalizzare, a cercare D'Alessandris di testa, vince il contrasto con Cristini, poi il destro di Crescenzo, altra volée di Crescenzo dal limite dell'area, stavolta finisce d'un soffio alla destra del palo di Mastrangelo. Calciato molto bene, stava facendo il bis con un altro grandissimo gol, però l'abbiamo detto più volte, è un giocatore importante, di un'intelligenza incredibile che tra l'altro anche nelle corde di questi gol. Sì, doti balistiche eccezionali davvero da parte del numero 8 del Trastevere. Qui D'Alessandris dentro per Lorusso, Mastrangelo se la trova lì, parata decisiva del portiere del Guidonia, poi rimane a terra Lorusso. Gioca per il momento il Guidonia, grande chance per gli Amaranto, gran palla di D'Alessandris che si stacca sulla destra, Lorusso arriva ad anticipare il difensore, poteva forse fare meglio con il destro. No, vabbè, aveva anche marcato molto bene, ha cercato di calciare di prima intenzione, ci è riuscito, Mastrangelo molto attento e la parata, però l'abbiamo detto, se il Guidonia lascia spazio ai tre attaccanti del Trastevere, il Trastevere può mettersi in difficoltà. Sì, abbiamo visto il destro in corsa di Lorusso, una parata di lettura quella di Mastrangelo che battezza la direzione della conclusione, va lì a tuffarsi e poi blocca agevolmente il pallone. Pericolosissimo però il Trastevere, che ha avuto le due migliori occasioni per, un po' più pimpante per il fare Trastevere, diciamo, sì. Sicuramente l'entusiasmo del pareggio di Crescenzo ha dato nuova linfa alla squadra di Marco Bernardini, che paradossalmente ha prima pareggiato e poi creato i presupposti. Sì, era partito bene, l'abbiamo detto, il Guidonia questo secondo tempo, poi invece con il pareggio la partita è cambiata e adesso il Trastevere sembra aver preso il sopravvento. Si è rialzato Davide Lorusso,
E allora il Trastevere va a restituire il pallone a Mastrangelo, si può riprendere con il possesso della Guidonia. Siamo a 21:15 dalla segnalazione del recupero, punteggio sempre di 1-1 tra Trastevere e Guidonia Montecelio, avanti gli ospiti alla mezz'ora del primo tempo con Piroli, pareggio al sesto della ripresa, firmato da Crescenzo. Sfanò, Guerriero, sovrappone Maurizi, Guerriero interno, pallone dentro per Calì, Giordani bravo a disturbare il controllo di Emone Calì, quindi Ferraro, Angelilli, attaccato alle spalle da Maurizi, Angelilli forza il pallone in verticale, Cristini legge bene ma non trova ancora Maurizi, Angelilli con il dribbling sul numero 7, Angelilli va all'interno, Crescenzo, sponda, Compagnone, Lorusso, ancora Crescenzo, salito Jacoponi a sinistra, spazio però sulla tre quarti, Crescenzo può pensare al da farsi, Lorusso si gira, lo va a prendere Spinosa, quindi lo scarico per Angelilli, ancora Lorusso, cross forte sul secondo palo, non può arrivare Jacoponi. Devono essere però i compagni di Lorusso, lo sanno che lui calcia molto bene e calcia sempre forte, per cui appena c'è il movimento per il calciare devono attaccare la porta perché la palla arriva quasi sempre. Se riesci a anticipare il movimento allora riesci ad anticipare anche il difensore, altrimenti poi diventa un problema. Attenzione da quest'altra parte, Schettini bravo a coprire la diagonale, ad anticipare Guerriero, rimessa laterale per il Guidonia con Sfanò. Si avvicina anche Maurizi, pallone più ambizioso dentro per Rossi, Calì prova subito a girare in porta, non trova la sfera nella torsione, allora Piroli va a disturbarlo, Lorusso se la cava senza difficoltà il capitano del Guidonia che poi riparte a sinistra dove può avanzare Marco Sfanò, altro cross dalla tre quarti, pallone troppo avanzato per Calì, non c'è da quella parte Parisi a chiudere, Mattia si accontenta della rimessa dal fondo lasciando scorrere la sfera oltre la linea bianca. Allora rimessa per il Trastevere, ancora 19 minuti da giocare, più eventuale recupero. Manca sempre quel giocatore di raccordo, no? Sembra un po' l'inizio della partita quando il Guidonia aveva il predominio del possesso, però non riusciva mai a trovare in quella zona di rifinitura un proprio giocatore per poi andare in profondità verso gli attaccati. Secondo me lì può essere la chiave della partita. Sì, non è riuscito almeno fino a questo momento Parisi ad entrare molto bene nei meccanismi della squadra in questa partita. Stava andando meglio Giacomo Rossi, decisivo nel primo tempo anche in occasione del gol di Piroli. Deve ancora trovare la giusta posizione, evidentemente il 75. Qui attenzione a Lorusso che risponde alla grande Mastrangelo, deviando il calcio d'angolo. Altra chance per il Trastevere, ancora pericoloso Lorusso. E altra grande parata di Mastrangelo che grande parata ma grande attenzione perché senso della posizione giusta, poi sappiamo che Lorusso quando calcia molto bene, perciò bravi entrambi. Sì, bravo soprattutto a difendere questo pallone Lorusso contro Piroli nel duello aereo, è riuscito a metterlo giù, a girarsi, a trovare lo spazio per concludere con il destro, mettendo in difficoltà Mastrangelo sicuramente di più rispetto a quanto aveva fatto in precedenza. In questo modo il Guidonia si è allungato, non riesce più a tenere i reparti molto stretti e lì trova spazio il Trastevere per far male. Spinosa respinge di testa, prova ad arrivare Ferraro al limite, Parisi calcia addosso al 16, pallone che viene tenuto in campo dal Trastevere. C'è però fuori gioco di Lorusso sulla deviazione di Ferraro, sì, azione abbastanza fortuita, giustamente però alza la bandierina l'assistente di Waldman. E allora calcio di punizione Guidonia, intanto prepara un altro cambio D'Antoni, finisce la partita di Piroli. Corsa anche non troppo fluida da parte del capitano, da capire se sia anche dettato da un problemino fisico questo cambio, ma adesso come si ridispone il Guidonia Montecelio con 3 prime punte lì davanti? Devono essere bravi a dividersi il campo, adesso vedremo, perché mi sembra che Calì parte un po' più dalla parte destra, no? A piede invertito, lo stesso Maurizi e vedremo. Sì, quasi un 4-2-4 adesso con Maurizi largo a sinistra, Rossi largo a destra, Tuncaray Calì lì davanti, che prova subito a dialogare con il compagno di reparto, il senegalese. Chiude bene Zandri dopo la copertura di Schettini.
Prima stagione in Serie D per Mamadou Tunkara, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, portato in Italia nel 2012 dalla Lazio insieme a Keita Balde. Al primo anno in primavera vinse anche il campionato con Simone Inzaghi, un gol in finale contro l'Atalanta dopo la doppietta di Danilo Cataldi. Angelilli, Ferraro di testa prova a prolungare, Guerriero prima di D'Alessandris, poi sfanò a liberare la propria tre quarti. Giordani al volo rimanda in avanti Ardizzone, Maurizi prima di lui Compagnone che riesce anche ad anticipare Calì allargando il pallone dalle parti di Jacoponi che accelera su Rossi. 1-2 con Lorusso, grande azione di Jacoponi, arriva sul lato corto dell'area, mette il cross, D'Alessandris in area e sfanò, gli nega la conclusione in porta. C'era anche fuori gioco di D'Alessandris, tutto fermo. Che grande azione di Jacoponi a sinistra, D'Alessandris stava per calciare in porta, fermato da una gran chiusura di Sfanò. Sì, mi ero concentrato però sull'azione di Jacoponi, che altro 2007, giocatore l'abbiamo detto molto interessante perché duttile, ma giocatore di grande intelligenza e ottima azione. Poi è chiaro che D'Alessandris forse è stato fischiato fuori gioco, però era tutto giusto, tutto in movimento, per cui il Trastevere quando riparte adesso con i tre attaccanti del Guidonia può trovare spazio, per cui bisogna una situazione che secondo me è una partita, ne siamo entrati nella fase cruciale perché tra l'altro negli ultimi 15 minuti poi avvengono tanti gol proprio perché si allungano gli spazi, non c'è più quell'aggressività perché i giocatori cominciano ad essere stanchi, allora si può subentrare. Tanto è arrivato un cartellino rosso per un dirigente del Trastevere vicino alle panchine, probabilmente stava protestando per il fuorigioco segnalato ad Alessandris. Stavamo sottolineando l'intraprendenza di Riccardo Jacoponi, bravissimo a proporsi lì sull'out di sinistra. Rimessa laterale per il Guidonia, Guerriero. Poco più di 14 minuti più recupero al termine. Sempre 1-1 al Trastevere Stadium. Spinosa raddoppiato da Alessandris e Ferraro riesce a portare via la rimessa laterale, a congelare il possesso per i rossoblù. Sfanò con le mani in verticale, Angelilli di testa, Crescenzo ottima la sponda, Ferraro prova ad andare via in mezzo a tre, lo chiude Spinosa. Calì mette giù il pallone in buca, Tunkara forse è finito in fuorigioco qui, Mamadou Tunkara non si alza la bandierina della 6-7 perché ha recuperato palla al Trastevere. Poi Jacoponi a conquistare la rimessa laterale sulla scivolata di Alessandro Rossi. Lorusso in incontro, Crescenzo manda subito in verticale, c'è una gamba troppo alta da parte di Francesco Ardizzone, fallo fischiato da Waldman, calcio di punizione per il Trastevere. È anche vero che il Guidonia deve cercare subito di andare in avanti perché questo 4-2-4 può creare problemi, no? Però devi servirli in maniera giusta, non con palle alte, perché sia Calì che Tunkara possono combinare molto bene tra di loro. Sfanò al volo, libera Compagnone, riesce ad arrivare su questo pallone, concede però il possesso a Cristini e va a verticalizzare. Rossi di testa anticipato da Jacoponi. Ardizzone ricevuto da Parisi, poi nel dribbling su Crescenzo, quindi Parisi sull'esterno verticale, c'è Tunkara che si defila sulla destra, non riesce però a fare la sponda ancora per Parisi. Ottimo l'intervento ancora di Simone Mattia. Rossi mette giù questo pallone Guidonia, Ferraro ruba il tempo a Spinosa che prova a trattenere, Ferraro dentro da D'Alessandris, ce l'ha sul mancino, D'Alessandris cross dentro, deviazione, verrebbe un fallo di mano l'attaccante del Trastevere. Tutto regolare secondo l'arbitro, semplice calcio d'angolo per gli Amaranto. Abbiamo detto che il Trastevere quando va in contropiede può fare veramente male perché adesso il Guidonia si è aperto gli spazi e non riesce più a coprire, non ha più quella capacità di tornare tutti insieme, per cui possono far male. Adesso c'è stato il cross, però se c'è a mano però mi sembrava attaccata al corpo. No, abbiamo rivisto la respinta di Cristini, molto composto con le mani dietro la schiena, impossibile fischiare il calcio di rigore per il Trastevere. Attenzione però a Lorusso che prova il cross alla sinistra, respinge la difesa della Guidonia, poi Ferraro preoccupato di un'eventuale ripartenza di Parisi, spazza via il fallo laterale. Sfanò, Guerriero non si fa vedere Ardizzone, Guerriero sceglie subito di andare in verticale, Angelilli copre bene la traiettoria diretta a Tunkara. Compagnone, Lorusso parte, qui trattenuta
di Parisi, rischia tantissimo. L'esterno del Guidonia, si è allungata la maglietta di Lorusso, tutto regolare per Waldman. Ancora Compagnone a ricacciare indietro il Guidonia, che era forse troppo lungo il pallone per Lorusso, corso un grande rischio però Parisi. Eh sì, ma prendo le maglie della difesa, poi sono giocatori come Lorusso, D'Alessandro, si riescono a incunearsi, perciò il Guidonia deve fare molta attenzione perché il Trastevere sembra abbia trovato le contromosse per gestire la situazione. Ancora Parisi a gestire il pallone, Tuncarà con la sponda, Spinosa in palleggio, Maurizi ma si rallenta l'azione dei suoi tornando da Guerriero. Spinosa arriva a sovrapporre veloce, Guerriero, Spinosa salta secco, Angelilli può andare al cross, ci ripensa, lo propone con il destro, Giordani mette fuori, Ardizzone, appoggio per Parisi, prima di lui però Alessandro Rossi, Ardizzone sullo scarico centrale, Parisi liberato al cross, il 75, Zandri respinge con i pugni in zona D'Alessandris, arriva bene ad accorciare su di lui Guerriero, D'Alessandris con una gran giocata però va via. D'Alessandris arriva sulla tre quarti, allarga, Lorusso, zona tiro, Lorusso apre il destro e di fatto passa il pallone a Mastrangelo. Il Trastevere si rende molto pericoloso quando riesce poi a trovare spazio, e troppe volte il Guidonia ha lasciato lo spazio agli attaccanti del Trastevere, perché anche in questo caso Lorusso, che di solito da quella situazione non perdona, adesso non ha calciato benissimo, però si è creata un'altra potenziale occasione per il Trastevere. Sì, da sottolineare la grandissima giocata di D'Alessandris, che ha portato a spasso mezza difesa del Guidonia per una trentina di metri per poi servire Lorusso al limite. Il disimpegno del Trastevere, c'è la deviazione di Tuncarà sul rilancio di Schettini ed è che la rimessa con le mani, e per i padroni di casa prepara altri due cambi. D'Antoni a bordo campo, Crescenzo con la sponda, Compagnone anticipato, fallo di Tuncarà, probabilmente uno step on foot da parte del senegalese sul numero 10 del Trastevere. Batte subito Giordani in verticale, sfanò prima di D'Alessandris. Angelilli può puntare Guerriero, cerca il dribbling, raddoppiato, perde palla. Maurizi subito per ripartire con il lancio per Calì, che va alle spalle di Mattia, che non riesce ad intervenire, pallone che però schizza oltre la linea di fondo, e l'ha toccata Simone Mattia, ma ha avuto questa impressione in presa diretta, infatti è calcio d'angolo per il Guidonia Montecelio. L'ha appena sfiorata con la testa quella palla Simone Mattia, se ne è accorto però l'assistente. Sì, se ne è accorto, ma è stato molto bravo Mattia, perché dietro c'era Calì che arrivava anche lui in maniera veloce e potevano crearsi i presupposti di un'azione pericolosa. È stato molto bravo ad allungarsi e deviarla in calcio d'angolo. Quinto calcio d'angolo per il Guidonia Montecelio, deve attendere un attimo Spinosa, perché il direttore di gara sta discutendo con Angelilli e Cristini, se non andiamo errati, all'interno dell'area Amaranto. Parte Spinosa, pallone con il destro a uscire, D'Alessandris stacca in alto e mette fuori. Ferraro raccoglie il pallone sulla propria tre quarti, prova ad andare via, si trascina il pallone fuori, poi prova a ritardare la ripresa del gioco. Cenno di reazione di Ardizzone. Arriva subito a fare la voce grossa al direttore di gara, a provare a riportare la calma. Vediamo se effettua adesso il doppio cambio d'Antoni. Sono pronti due giocatori ad entrare nei rossoblu. Il primo ad uscire è Imone Calì e l'altro è Spinosa. Dentro Maccari e Calzone, dunque questo è il doppio cambio deciso da D'Antoni. Sicuramente toglie un po' di peso all'attacco, cercando magari maggior fluidità. Non ha funzionato fino adesso questa scelta di un attacco così pesante in questo secondo tempo. No, perché non riuscivano mai a portare palla in maniera pulita verso gli attaccanti, erano tutti lanci e senza essere serviti in maniera adeguata. Allora cerca altre soluzioni, inserendo dei centrocampisti di qualità e tre quarti, per cercare, ecco, proprio di andare a occupare quella zona di rifinitura che serve poi per favorire gli attaccanti.
Cristini lavora su questo pallone lanciato in verticale dalla difesa del Trastevere. Compagnone a vincere il duello con Ardizzone. Ferraro sulla sponda di D'Alessandris. In buca ancora per il numero 9 Cristini. In anticipo, con lucidità, gestisce alla grande questa situazione il centrale ex Trapani. Ancora un'ottima azione di D'Alessandris, no? Che aveva fatto sponda benissimo e Ferraro, e poi Cristini è un ottimo intervento perché si è creato un 2 contro 1 molto pericoloso. Sì, bravo a leggere quella situazione. Intanto fallo di Tuncarà ai danni di Simone Mattia. Si è scusato con il suo ex compagno Mamadou Tuncarà. Andiamo a rivedere, insomma, pochi dubbi su questo intervento dell'attaccante della Guidonia Montecelio. Calcio di punizione per il Trastevere. 85esimo minuto in corso al Trastevere Stadium. Da Alessandris di testa, poi Calzone prova a mettere fuori, Crescenzo a riproporre, Lo Russo con il cross dentro, Sfannò e Guerriero proteggono l'uscita di Mastrangelo. Cristini, ultimi 5,5 più eventuale recupero, sempre 1-1 il punteggio. Cristini a verticalizzare, Tuncarà con la sponda, Rossi in area, Rossi! Incrocia sul fondo, occasionissima per il Guidonia. Sì, Tuncarà ha fatto una grandissima sponda e grandissimo anche il controllo di Rossi, però la palla poi è andata fuori. Tutto fatto bene, anche la conclusione è stata una buonissima conclusione, però è andata fuori. A centimetri dal gol del 2-1 il Guidonia Montecelio. Un'occasione per Alessandro Rossi. Ricordiamo per lui seconda gara con la maglia dei rossoblù, arrivato nel mercato invernale, ha fatto il suo esordio nel match contro la Paganese, terminato per 1-1. Tanto qualche istante per consentire a Schettini di allacciare lo scarpino di Tommaso Zandri. Adesso si può riprendere con la rimessa dal fondo per il Trastevere. Qui Waldman va a redarguire Zandri, probabilmente cercando di evitare eventuali perdite di tempo nei minuti conclusivi. Sì, è giusto che facciano rispettare un po' la perdita di tempo, no? Perché poi alla fine altrimenti devono dare tanti minuti di recupero e diventa poi un'altra mini partita. Allora è giusto controllare situazioni del genere. Altra gran lettura di Simone Mattia, che riesce ad interdire il dialogo nello stretto tra Tuncarà e Alessandro Rossi. Subito anche il fallo di Rossi, arrivato in leggero ritardo dopo il rilancio del difensore del Trastevere. Calcio di punizione affidato ancora ai piedi di Tommaso Zandri. Allora può avanzare il proprio baricentro il Trastevere. 86,30 sul cronometro. Ha cercato Angelilli, di testa dovrebbe aver colpito Maurizi. Sì, rimessa laterale per il Trastevere. Angelilli può battere con le mani, si avvicina ad Alessandris, anche Ferraro, il pallone per il 16 che va a ritoccare dopo il colpo in testa di Calzone. Fine rimessa laterale ancora per il Trastevere. Con le mani sempre Angelilli. Tarda di qualche secondo la battuta del fallo laterale. Adesso va ad Alessandris sul fondo, prova a mettere in mezzo, copre bene il Guidonia che prova a ripartire. Calzone, l'esterno, pallone interno, Ardizzone attaccato da Crescenzo, riesce a liberarsi del pallone toccando in orizzontale per Cristini. Lancio verticale, Maurizi con la sponda di testa, Tuncarà all'interno dell'area di rigore. Fuori gioco segnalato dall'assistente. Ancora una volta giocata molto simile a quella avvenuta in precedenza. Stavolta Tuncarà stava raccogliendo la sponda del compagno. Sì, è andato un fuorigioco di poco, era giusto il taglio, partire un attimo prima, però questa giocata con le combinazioni dei due attaccanti, tre attaccanti, perché Maurizi in questo caso dall'esterno era andato verso l'interno e ha creato un problema. Possono creare problemi perché sono tre attaccanti che hanno questa abilità. Angelilli mette giù il pallone nel cerchio di centrocampo, cerca l'inserimento di Lo Russo, stavolta buona la diagonale di Parisi. Calzone, anticipato da Angelilli, arriva con un attimo di ritardo Calzone, forse con un fallo non per l'arbitro. Lo Russo a mettere giù questo pallone, Parisi non lo vuole far girare. Lo Russo
proprio accanto alla bandierina. Lorusso prova a liberarsi, anche raddoppiato, alla fine porta via la rimessa. Comunque possesso per il Trastevere. Ancora 1 minuto e mezzo alla segnalazione del recupero, sempre 1-1. Decidono i gol di Piroli e Crescenzo. A ricevere proprio il numero 8 che cerca il dribbling sul fondo. Lorusso prova a restituire a Crescenzo. C'è la deviazione di un avversario. Dunque altro calcio d'angolo per il Trastevere che prova adesso a lanciarsi in avanti. Pareggio effettivamente non serve molto a nessuna delle due squadre. No, devono provarci, anche perché questo secondo tempo il Trastevere ha cercato di fare qualcosa in più, proprio perché ha visto la possibilità di fare qualcosa in più, ci deve credere e come hai detto benissimo tu è un pareggio che serve a poco a entrambi. Lorusso, pallone che filtra con il velo tentato sul primo palo da Valerio Giordani. Chiuso bene la difesa del Guidonia. Spazzare dovrebbe essere stato Ardizzone. Rimessa laterale a favore del Trastevere, si avvicina Jacoponi al punto di battuta, ultimi 30 secondi di tempo regolamentare. Lorusso prende posizione qui sul lato corto. Lorusso propone il cross, Spanò mette fuori, Angelilli controlla, non riesce subito a liberare il destro, ma ancora Angelilli in possesso, può mettere il cross, deviazione di Spanò e poi Calzone libera l'area. Giordani, dopo il controllo mancato di Tuncarà, Crescenzo non riesce a far passare. E allora Ardizzone in verticale per Tuncarà. Maurizi attacca la profondità, non esce Zandri. E allora può metterla giù Maurizi, può puntare nell'1 contro 1 Schettini. Appoggio fuori per Calzone. Ferraro su di lui. Calzone al limite, Ardizzone dovrebbe completare il giro palla, invece in buca ancora Calzone in area. Calzone con il destro. Giocata frettolosa di Serafino Calzone, pallone sul fondo, poteva gestirla meglio. Sì, poi tra l'altro gli attaccanti avevano riempito l'aria in maniera giusta e doveva aspettare, controllare e poi prendere la decisione. È stata un po' frettolosa, ha provato a calciare, ha provato a coordinarsi, però poteva fare qualcosa di diverso. Tanto concessi 5 minuti di recupero al Trastevere Stadium, dunque 4:20 circa al termine del match. Risultato sempre inchiodato sull'1-1. Vantaggio ospite alla mezz'ora del primo tempo con Piroli. Pareggio in apertura di ripresa di Crescenzo. Ardizzone va più in alto di D'Alessandris, spinge però il centrocampista del Guidonia che protesta e si prende anche il cartellino giallo. Secondo ammonito nelle fila del Guidonia, il giallo per Cristini in apertura di secondo tempo. Partita abbastanza corretta, però tra l'altro secondo me mantenuta nello standard ottimale anche da un ottimo arbitro che è riuscito a gestire benissimo la gara. Giordani si lamenta un pochettino della vicinanza di Tuncarà, poi va a battere dentro per Crescenzo che prova il controllo, Maccari quasi prova a tuffarsi all'interno della propria area di rigore per guadagnare un calcio di punizione. Poi ci ripensa Crescenzo, zona cross, lo mette D'Alessandris sulla traversa e poi Cristini libera l'area di rigore. Chance clamorosa per il Trastevere, vicinissimo al gol del 2-1 ancora una volta con D'Alessandris. D'Alessandris è riuscito ad anticipare il proprio difensore nonostante la diversa statura, è stato solo sfortuna perché ha anticipato benissimo, ha colpito benissimo il pallone, però la traversa l'ha fermato. Che chance ancora per il Trastevere, qui D'Alessandris ancora generoso anche in fase di non possesso, va però a commettere fallo su Guerriero, calcio di punizione per il Guidonia. E qui, come abbiamo detto prima, no, quando l'attaccante è troppo generoso rischia di fare degli interventi che poteva evitarsi, perché queste palle sono poi pericolose, soprattutto quando hai calciatori che calciano molto bene. Attenzione al piazzato in favore del Guidonia, a battere Ardizzone che chiede un taglio centrale ai suoi compagni. Dovrà calciare probabilmente forte verso la porta, probabilmente Francesco Ardizzone. Pochi istanti fa l'occasionissima per il Trastevere che ha sfiorato il gol del 2-1 con il colpo di testa di D'Alessandris sul cross di Crescenzo. Si è stampato sulla traversa, Mastrangelo battuto.
Fischietto in bocca per Waldman. Arriva adesso il via libera, Ardizzone con il destro, pallone dentro, facile per Zandri che in 2 tempi va a bloccare a terra. Aveva subito provato a rinchiare da quella parte Cristini perché non aveva tenuto il pallone Zandri. Bravo però a recuperare la sfera. Sì, si era in controllo e secondo me calciata un po', secondo me troppo verso il portiere, forse troppo morbida lì, visto che anche una delle ultime occasioni è giusto calciare forse un po' più forte verso la porta per creare più problemi. Sì, poco più di 1 minuto, a meno che non si allungherà il tempo di recupero al Trastevere Stadium. Punteggio sempre di 1-1, rimessa laterale per il Guidonia, vediamo se prova a lanciarsi nella metà campo offensiva la squadra di D'Antoni in questo finale. Sfanò, Guerriero lascia la battuta al numero 13 che può andare lungo con le mani, invece sceglie di dialogare nel breve con Calzone. Tocco per Guerriero che può proporre il cross, attacca il secondo palo anche Parisi, poi Zandri in uscita alta, anticipa Rossi e c'è il fallo dell'attaccante della Guidonia che successivamente ha tentato l'acrobazia. Calcio di punizione per gli Amaranto, carica ai danni di Tommaso Zandri, coraggioso qui nell'uscita. Sì, coraggioso però in controllo, quando il portiere è cosiddetto esperto, no, che riesce a gestire soprattutto in questi minuti finali quando c'è un po' di concitazione la situazione, è chiaro che è tutto a vantaggio dei propri difensori. Zandri al rinvio, pallone allargato dalle parti di Angelilli che lo controlla, spalla alla porta, Maurizi arriva prima di Schettini, attenzione al Guidonia con Tuncarà che fa correre Maurizi con il mancino dentro, Maurizi, Rossi non riesce a mettersi davanti a Mattia, gran chiusura del centrale del Trastevere. Sfanò, si gioca ancora, siamo circa 20 secondi oltre i 5 di recupero. Sfanò con le mani, Tuncarà in area, prova a girarsi, scarica ancora fuori, Sfanò può mettere il cross, pallone che spiove, mette fuori la difesa del Trastevere, poi conclusione tentata da Maccari. Pallone che prende uno strano effetto, alla fine calcio d'angolo per il Guidonia e Waldman dice che si deve giocare. Ultima chance per il Guidonia, cross che arriva in area di rigore, colpo di testa di Alessandro Rossi, la blocca lì Tommaso Zandri. Fino all'ultimo istante emozioni in questa partita. Fino alla fine, sì. E poi tra l'altro per ingenuità del Trastevere, no? Con una palla che comunque era del Trastevere, per un'incomprensione ha permesso al Guidonia di andare in attacco e calciare 2 volte verso la porta del Trastevere, però per fortuna del Trastevere si è conclusa con la parata dei Sandri. Sì, giocata anche importante da parte di Alessandro Rossi che in caduta era riuscita ad indirizzare verso la porta, fischia 3 volte Emanuele Waldman, finisce qui dunque al Trastevere Stadium 1-1 tra gli Amaranto di Marco Bernardini e di Rossoblu di David D'Antoni, gol di Piroli nel primo tempo per il Guidonia, pareggio di Crescenzo in apertura di ripresa. Giuliano, l'abbiamo detto, un punto che effettivamente non serve a nessuna delle 2 squadre perché non migliora la situazione di classifica a livello di consapevolezza, però può aiutare tanto questo Trastevere. Sì, può aiutare sicuramente il Trastevere, è un punto guadagnato per il Trastevere, anche se il secondo tempo il Trastevere che ha meritato il pareggio poteva, visto la traversa di Alessandri, poteva anche vincerla, per ottima reazione, ottima partita. Ci aspettavamo qualcosa in più dal Guidonia perché una volta andato in vantaggio doveva far prevalere la maggiore caratura tecnica e di esperienza, così non è stato per merito del Trastevere. Per cui punto alla fine che non serve al Guidonia per riagganciare le prime della classe, mentre per il Trastevere dà anche supporto morale, visto che comunque è un punto ottenuto contro una grande squadra. Sì, 10ª partita consecutiva in cui subisce gol la squadra di David D'Antoni, termina dunque 1-1 al Trastevere Stadium. Noi dalla cabina di commento abbiamo terminato qui, rimanete con noi però perché tra poco andremo a bordo campo per sentire le opinioni a caldo dei protagonisti di questa partita. Chiamate Crescenzo. Sì, è già
Allora, eccoci qui a bordo campo al Trastevere Stadium, appena terminata la sfida tra gli Amaranto di Guidonia Montecelio, punteggio di 1-1, avanti gli ospiti nel primo tempo, pareggio Amaranto firmato proprio da Crescenzo nella ripresa. Innanzitutto complimenti, davvero un gol bellissimo, ma non scopriamo oggi le tue doti balistiche. Quanta soddisfazione c'è per il gol, per il risultato, ma anche un po' di amarezza perché avete creato tanto nel secondo tempo, potevate anche prendervi 3 punti. Sì, hai detto bene, perché poi quando incontri queste squadre importanti, fare una prestazione del genere, diciamo che il primo tempo abbiamo tenuto il baricentro un po' basso, il secondo tempo ci siamo alzati, credo che abbiamo fatto un'ottima partita, c'è il rammarico per quella traversa all'ultimo, quindi il punteggio comunque muoviamo la classifica, però poi se andiamo a analizzare gli ultimi 30 minuti della partita abbiamo creato tanto, peccato, ecco. Giuliano. No, ma è chiaro, è il mio pupillo, uno dei centrocampisti migliori secondo me, perché sa far tutto, gioca a due da mediano e gioca bene, gioca a mezzala, gioca bene, fa il sottopunta e fa gol, per cui complimenti a lui, complimenti a tutta la squadra perché avete fatto secondo me primo tempo un po' guardingo, secondo tempo molto bene. E dove è stata la difficoltà del primo tempo? Perché vi ho visto un po' forse troppo dietro, non riuscivate a chiudere bene gli spazi, perché il secondo tempo poi invece siete usciti, avete meritato il pareggio e forse meritavate anche qualcosa in più. Sì, intanto ti ringrazio per le parole perché detta da te insomma fa piacere molto. Diciamo che secondo me il primo tempo abbiamo tenuto il baricentro un po' basso, abbiamo cercato di andare a chiudere insomma, il loro centrocampo e hanno giocato molto con i due braccetti. Il secondo tempo invece ci siamo alzati e siamo andati a prenderli a uomo, abbiamo cercato di far giocare solo il centrale di difesa, gli abbiamo concesso solo i lanci lunghi e abbiamo preso tutte noi, abbiamo giocato sulle seconde palle e siamo ripartiti bene. Ecco, il primo tempo forse l'avevamo gestita sulle ripartenze, un paio ci sono anche riuscite, però poi dopo aver preso il gol per forza ci dovevamo alzare e credo che comunque sia l'abbiamo interpretata bene. Grazie mille a Crescenzo, ancora complimenti per il gol, il nono del suo campionato. Adesso abbiamo qui con noi anche il tecnico del Trastevere. Insomma, dicevamo anche con il suo centrocampista una partita in cui alla fine forse prevalgono i un secondo tempo in cui avete costruito davvero tante occasioni, l'ultima quella con D'Alessandris, quella traversa. Quanto orgoglio verrà però una prestazione contro una delle squadre più attrezzate del girone? È un po' il film del campionato, perché noi diciamo che le abbiamo sempre giocate tutte, ci siamo sempre contrapposti con tutti nella stessa maniera, perché poi sentivo prima, è vero siamo partiti col baricentro un pochettino basso, ma non ci scordiamo che noi abbiamo fuori 3 centrocampisti, quindi chiaramente questa è una partita che richiede un dispendio energetico importante e pensare di fare 2 tempi in quel modo sarebbe stata complicata, per cui l'abbiamo preparata in 2 modi. Peccato aver preso gol al primo tempo, perché poi abbiamo preso gol probabilmente nell'unica occasione concreta che loro hanno fatto. Poi è anche vero che quando ci sono squadre con questi valori all'unico errore vieni punito, per cui inorgoglisce ancora di più il fatto che il nostro portiere non abbia fatto nessun intervento, quindi vuol dire che siamo stati molto attenti. Giuliano. Mister, complimenti, è veramente partita meritata contro una grande squadra. Una domanda tecnica, questo 3-4-3 di inizio perché era una necessità visto la mancanza di centrocampisti o perché avevate studiato e volevate mettere in difficoltà Guidonia? No, noi l'abbiamo fatto spesso il 3-4-3, diciamo che lavoriamo più per principi che per sistemi di gioco, per cui è chiaro che poi quando lavori per principi puoi adattarti. Chiaro che noi abbiamo fatto la prima parte di campionato con 3 centrocampisti, che poi il centrocampo è uno dei nostri fiori all'occhiello, perché abbiamo dei giocatori secondo me molto importanti. Chiaramente è 1 mese e mezzo che mancano parecchi centrocampisti all'appello, perché Emiliano Massimo è infortunato, Ferrante è infortunato, Compagnone ha recuperato adesso, per cui è chiaro che siamo un pochettino corti, però abbiamo un pochettino adattato negli sviluppi, perché poi in un possesso Federico veniva dentro al campo, quindi cercavamo poi
non lasciargli la superiorità, perché poi loro hanno un centrocampo importantissimo. Ragazzi sono stati bravi, ma io sono orgoglioso di loro, perché è una squadra che sta facendo un campionato secondo me importantissimo, sta proponendo sempre, perché comunque noi siamo andati a cercare di proporre calcio sempre. Oggi peccato perché mancano 2 punti all'appello, però io sono sempre dell'idea che poi è una ruota che gira e prima o poi tornerà a qualche punto. Grazie mille mister, un ultimo appunto sul campionato, insomma la situazione di classifica, seppur con insomma, tanti meriti anche per l'utilizzo dei giovani, si fa anche difficile, che forse non rispecchi effettivamente i valori di questa squadra che davvero affronta ogni partita alla pari con le avversarie. Vi manca qualche punto secondo voi e insomma quanto credete comunque alla possibilità di salvarvi direttamente? Ma qualche punto manca indubbiamente, mi sembra evidente, qualche punto manca. Però ripeto quello che ho detto prima, io sono dell'idea che il lavoro alla lunga paga e i meriti alla fine vengono riconosciuti, il campo te li ridà, per cui io sono convinto che nella parte finale girerà un pochettino anche a nostro favore. Ci crediamo fortemente, si vede da come lavoriamo tutti i giorni. Questa è una squadra che nonostante ha un'età media bassissima lavora con una professionalità incredibile, quindi io sono super fiducioso, ma ripeto super orgoglioso dei ragazzi che alleno. Grazie mille ancora mister e complimenti per la bellissima partita che ci avete offerto quest'oggi. Concludiamo dunque questa serie di interviste passando al Guidonia Montecelio, c'è il direttore sportivo Doninelli. Direttore, una squadra costruita molto bene quest'anno, una squadra forte, aveva iniziato alla grandissima il campionato, poi in autunno c'è stato insomma qualche risultato non proprio soddisfacente, adesso vi allontanate insomma dal vertice della classifica, rimangono gli stessi però gli obiettivi di questa Guidonia? Sì, assolutamente, chiaramente non stiamo proseguendo come avevamo fatto la prima parte della stagione. Effettivamente qualche problemino lo abbiamo perché altrimenti stavamo nel passo delle prime, però abbiamo tutto il tempo credo per recuperare, la squadra comunque è una squadra che la sua la può dire, siamo fiduciosi insomma di riprendere il prima possibile il cammino. Giuliano. Sì, direttore, innanzitutto complimenti e soprattutto per la squadra costruita, perché è una squadra veramente di giocatori importanti. Solo una domanda, vi aspettate di più, visto la caratura dei giocatori, a livello di attacco o a livello di centrocampo? Ci aspettiamo di più, sì, a livello di squadra complessivo. È chiaro che dobbiamo chiedere di più in tutti i reparti. Nella prima parte della nostra crisi ci lamentavamo un pochettino della fase offensiva, no? Nel poter realizzare, però vedo che da un po' di tempo prendiamo gol e quindi non riusciamo a mantenere anche quel piccolo vantaggio che ci prendiamo durante le partite. Credo che ci manca un pezzettino per chiudere il cerchio della compattezza di squadra, la cerchiamo in tutti i reparti chiaramente. Grazie mille al direttore sportivo del Guidonia Doninelli che mi ha accompagnato in questa diretta, ma soprattutto grazie a voi che ci avete seguito da casa. Dal Trastevere Stadium è tutto.